Benvenuti a tutti e buongiorno a tutti i relatori, alle autorità, all'assessore Donazzan e al Presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera, onorevole Walter Rizzetto. Questa iniziativa, il Welfare Day, nasce dal compito che il Consiglio regionale ha affidato a Veneto Lavoro attraverso la legge 15 del 18 luglio che dice interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto. Con questa norma la Regione Veneto ha lo scopo di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in particolar modo al termine dell'attività lavorativa. Promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo dei sistemi di welfare integrato. Quando abbiamo avviato il primo Welfare Day nel 2019, ci eravamo posti, Assessore, l'obiettivo di superare la quota del 35% di adesione alla previdenza complementare. Se vi fate vedere, noi oggi siamo al 41%, quindi siamo cresciuti e credo che questo sia stato l'auspicio principale che, ricordo Elena, abbiamo posto quella volta nel primo evento e con questo auspicio lascio a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, anche per non essere stati distratti da questo meraviglioso tempo. In fondo la pioggia fa bene perché abbiamo vissuto giornate di preoccupazione, però insomma io torno molto carica, io e anche l'onorevole Rizzetto, da 3 giorni di acqua di Udine, dove abbiamo visto sfilare la più bella Italia e quindi insomma questo tempo non ci preoccupa. E vi ringrazio per aver colto l'invito a questa nuova giornata che abbiamo voluto dedicare, come sapete, alla diffusione della cultura della previdenza complementare. Quando ricordava bene il direttore Barone, noi ci interrogammo su come rendere effettiva una legge, perché poi tu scrivi la norma indica la via, la norma diventa un punto di visione a cui dovresti adattare le politiche. Alle volte abbiamo anche conoscenza di norme che sono ben scritte e lasciate perché poi nella fase attuativa qualsiasi norma può avere n declinazioni. Noi allora ci confrontammo su come rendere effettivo il ruolo del pubblico, perché non a caso ricostruiamo dentro Veneto Lavoro una sezione che oggi è coordinata dalla dottoressa Cavallarin, che è la struttura e ha una sua autonomia operativa, che è Veneto Welfare. Dovevamo quindi identificare, perché il primo problema era che comunicazione diamo, che comunicazione istituzionale diamo, perché la comunicazione istituzionale fatta la legge o va in giro a raccontare che c'è una legge, sì, però interessa agli addetti ai lavori, oppure comincia a dire con quella legge si fanno delle cose. Io se fossi il prete in chiesa farei così. Secondo, nella parte operativa di quella norma noi ci eravamo detti che cosa facciamo oltre ad avere costruito, perché sennò costruisci solo una sua direzione, il ruolo del pubblico con il privato, la complementarietà è sostanzialmente una grande diffusione culturale. La diffusione culturale che fa sì che in un territorio con una sua vocazione e una sua tradizione, qui la partecipazione è culturalmente diffusa, ancorché non identificata, non codificata, ma esiste. Esiste fino a partire dal primo nucleo della piccola impresa e aggiungo artigiana significativamente, perché la partecipazione alla vita di quel lavoratore, che non è solo una vita di produzione, ma è una vita a tutto tondo, già porta in sé in nuce ciò che è una traduzione di quello che noi intendiamo poi codificato come sistema della partecipazione, della bilateralità e della complementarietà. Infine, che cosa avevamo deciso di fare? Se identificato il ruolo
di guida istituzionale, quindi pubblico, e il tema era quello della diffusione culturale, dovevamo anche fare delle iniziative di diffusione sul territorio di questa non solo idea, non solo legge, ma effettività di azione. E quando allora volemmo dare qualche anche orizzonte misurabile, lo dico facilmente anche a voi e lo dico volentieri a Rizzetto perché condivide, ma insomma noi del nord-est abbiamo un linguaggio abbastanza pratico, pragmatico, dicevamo. Noi misuriamo tutto, misuriamo anche i successi, i risultati o gli insuccessi della pubblica amministrazione. E quindi avevamo un dato di partecipazione alla bilateralità che era il migliore d'Italia, ma comunque insomma significativo, ma non quello che vorremmo andare ad ottenere, era circa il 30% allora. E allora dicemmo, bene, proviamo a misurarci in un arco temporale significativo, quindi almeno un triennio, era un mandato al tempo quando parlammo di questo, e noi abbiamo raggiunto di fatto quel risultato. Come? Il soggetto principale, anche se io fino ad ora ho sottolineato il ruolo del pubblico, sono state le parti sociali. Ovvero noi riferimento, ma il protagonismo vero sta nelle parti sociali, il che vuol dire sindacato, datoriali e una pluralità di soggetti qui. Perché oggi per esempio c'è il mondo della finanza, perché c'è il mondo del terzo settore che dialoga con noi, perché quando parliamo poi di tutto ciò che riguarda la complementarietà a tutto campo, non parliamo solo di previdenza, parliamo anche di servizi, e una delle cose che vorremmo provare a fare, è quella di valorizzare anche molto di più questo aspetto dentro la contrattazione di secondo livello, perché è la forma di partecipazione più prossima. E perché ma poi lo dirà credo l'onorevole Rizzetto, questa maggioranza ha nella sua sensibilità la spinta verso una maggiore partecipazione di prossimità e di sussidiarietà. Quindi questa lunga premessa per inquadrare è per dire che siamo stati conseguenti, lineari e coerenti nel raggiungere e fissare degli obiettivi che però non sono quelli, cioè sono ancora un punto di partenza, perché non sappiamo tutti noi, forse non ne siamo sufficientemente, non vorrei dire consapevoli, però sono numeri che ci lasciano, che ci dovrebbero far tremare le vene ai polsi, perché chiamato inferno demografico e non più inverno solo dal ministro Roccella, io l'ho trovato molto opportuno, i costi della vita, dello stato sociale, che è un grande senso di civiltà che l'Italia ha, ma che è difficilmente sostenibile. Il terzo è che noi siamo in questo momento in un momento di vivacità certamente economica, questa terra lo è, e quindi a maggiore ragione possiamo fare delle scelte ora per spingere di più nell'ambito della partecipazione e della complementarietà. Perché non abbiamo, lo dico guardando la prima linea, non abbiamo un sindacato ostile alla apertura, ma invece abbiamo un sindacato molto proattivo, e perché abbiamo una forte cultura molto radicata di questi aspetti, tanto che molte cose che abbiamo fatto nel nostro tempo recente riguardano proprio una forma ampia di bilateralità. Infine, chiudo, abbiamo un altro risultato da raggiungere. In questa programmazione comunitaria del Fondo Sociale Europeo noi abbiamo insistito molto nella compartecipazione, e quindi io credo che anche nelle discussioni di oggi e quelle che ci saranno nelle prossime giornate di questi approfondimenti, la collaborazione, la cooperazione pubblico-privato, anche in termini di sostanza, potrà trovare, credo, una buona leva, un buon acceleratore. Io starò con voi fino a circa le ore 11 e poi dovrò recarmi altrove. Vi ringrazio ancora della presenza, ma poi insomma noi siamo abituati anche a tirare le somme alla fila, e quindi sarà come se avessi ascoltato tutti i relatori, e sentitevi liberi anche di darmi suggerimenti. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore. Due parole per descrivere i 3 giorni, un welfare day sviluppato su 3 giorni è un po' una novità. Il primo convegno questo sul tema welfare, bilateralità e territorio,
con la partecipazione di esperti e con il dialogo con i rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni. Il secondo convegno giovedì prossimo al BO, all'Università di Padova, insieme al professor Paolo Gubitta, verrà affrontato il tema del welfare aziendale, territorio e produttività. Nei 3 giorni della manifestazione verranno svolti 14 eventi tra workshop e incontri aperti, e saranno presenti più di 22 sportelli welfare point nella regione, e sono più di 60 gli stakeholders coinvolti in questa iniziativa. Ringrazio di conseguenza tutti i partecipanti e i promotori di questi eventi e di questi momenti di incontro. Con questo primo momento di approfondimento andremo a indagare il valore della bilateralità, con particolare riferimento al welfare contrattuale per le piccole e medie imprese. Questo sarà il focus di questo incontro. Nella generazione del welfare territoriale, e di indicare di conseguenza anche le principali sfide dei prossimi tempi. Ricordo le motivazioni per le quali la Regione Veneto ha deciso di intervenire sul tema dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo dei sistemi di welfare integrato. Il sistema sociale e pensionistico è in cambiamento a causa dell'allungamento della vita media della popolazione e della riduzione della natalità, che riguarda il patto poi tra le generazioni. La mobilità come terzo elemento nel mercato del lavoro, con la fine del posto fisso a vita, è un ulteriore elemento. Infine, le esigenze di equilibrio di bilancio per quanto riguarda le pensioni e la sanità. La Regione Veneto ha indicato l'adesione alla previdenza complementare contrattuale pensionistica e sanitaria la strada principale da percorrere dalle imprese, dai lavoratori e dalle lavoratrici del Veneto, al fine di poter gestire in sicurezza la fase di vita al termine del lavoro. Questa è l'indicazione della nostra Regione. Negli ultimi anni la crescita della partecipazione alla previdenza complementare pensionistica ha portato la Regione Veneto, con il 42% dei lavoratori dipendenti, ai vertici della classifica delle regioni, e questo passaggio è stato reso possibile da una maggiore consapevolezza registrata da imprese e lavoratori. La definizione di welfare aziendale proposta da Treo identifica il welfare aziendale come un insieme di benefit, prestazioni monetarie e non monetarie, erogato e promosso dalle imprese al fine di incrementare, migliorare e sostenere la vita economica e sociale dei dipendenti di un'azienda e del loro nucleo familiare, in una dimensione, attenzione, di benessere e di cittadinanza aziendale. Al fine di garantire maggior trasparenza nell'adesione ai fondi previdenziali tramite Veneto Welfare, la Regione Veneto ha avviato il sistema di accreditamento, che valorizza la presenza e la governance territoriale e la capacità di investimento, attenzione, dei fondi nell'economia reale. Questo è l'elemento caratteristico del sistema di accreditamento. Lascio quindi la parola alla collega Silvia Cavallarin, coordinatrice di Veneto Welfare, per l'avvio dei nostri lavori, ringraziando i presenti e ricordando che tutte le relazioni e la documentazione sarà disponibile sul sito di Veneto Welfare. Grazie, io chiedo alla regia se può mandare la slide sull'accreditamento. Se qualcuno mi sta sentendo, se può essere mandata la slide. Allora, eccoci qua. Io coordino insieme ad altri colleghi l'unità operativa Veneto Welfare, appunto, che nasce dalla legge 15 2017. L'attività primaria dell'unità operativa è appunto l'accreditamento. Noi, l'assessore ha detto lineari, coerenti. Noi abbiamo avuto l'onore di mettere a terra quello che ha scritto il legislatore, e questo è una prima parte del risultato. A coloro che si sono accreditati, avendone i requisiti, è stato appunto concesso questo logo: ente accreditato Veneto Welfare, sistema forme collettive di welfare, legge regionale 15 2017.
qual era la ratio, e chi mi ha preceduto poc'anzi lo ha già detto. La ratio sostanzialmente della legge era andare a riconoscere con un sistema di certificazione una presenza sul territorio, un ritorno di investimenti nell'economia veneta e servizi di qualità. Al momento noi abbiamo ricevuto 20 domande di accreditamento. Abbiamo, attraverso il comitato tecnico che ha una funzione istruttoria, abbiamo accreditato 14 enti suddivisi all'interno delle 4 sezioni previste dal sistema di accreditamento. Il sistema di accreditamento prevede la previdenza complementare, l'assistenza, la sanità integrativa, la bilateralità e tutte le altre forme di welfare. A cosa serve in questi mesi prima e giorni di preparazione ultimi? Abbiamo scritto comunicati stampa, abbiamo parlato con i giornalisti e la domanda che ci è stata fatta più volte è stata quella di dire: ma a cosa serve? Allora, l'accreditamento, ovviamente l'accreditamento di cui stiamo parlando, non concorre ad una funzione regolatoria del mercato, che è interamente demandata alla legge dello Stato e agli strumenti da queste previste, ma ha una funzione di strumento di promozione e di qualificazione. Quindi è uno strumento con la quale la Regione favorisce il funzionamento di quei soggetti, gestori e promotori di forme di welfare. Quindi c'è un intento, in un momento in cui le forme di welfare sono molte, sono variegate, hanno anche una regolamentazione molto, molto varia, ci si pone come l'istituzione pubblica, in questo caso, come una sorta di regolatore. Noi guardiamo e sostanzialmente certifichiamo quello appunto che può essere un servizio di qualità, un ritorno di economia all'interno della nostra regione. Cosa produce essere accreditati? Cosa ci si pone come obiettivo? La legittimazione ad essere soggetto di accordi negoziali con la pubblica amministrazione, finalizzato all'affidamento di servizi da erogare sul territorio, legittimazione a partecipare a procedure pubbliche di affidamento nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, legittimazione a concorrere a banderi pubblici per il finanziamento di progetti, riconoscimento come fornitore qualificato ad erogare le prestazioni finanziate con voucher. Quindi sostanzialmente queste sono le finalità. Quindi si affronterà il ruolo delle certificazioni nel convegno che faremo a Padova, ma sostanzialmente essere accreditati al sistema delle forme collettive di welfare della Regione Veneto ha anche connota quella che noi chiamiamo la responsabilità sociale d'impresa. Io finisco qui il mio intervento, chiamo il dottor Luca Romano, che è un componente del comitato tecnico di Veneto Welfare e esperto appunto di queste tematiche, a regolare la seconda parte dei lavori. Allora, chiamo i 3 esperti che abbiamo convocato: Michele Faioli, consigliere CNEL Welfare, Valentino Santoni, che è rappresentante dei percorsi di secondo welfare, e Emanuele Massagli, presidente di ADAPT e di AIWA, che è l'associazione degli advisor del welfare. Vieni Emanuele.
Allora, un parterre di tutto rispetto nel tema di oggi. Forse abbiamo tre tra i più importanti rappresentanti di conoscenza non solo accademica ma anche pratica sui sistemi di welfare. È stato già detto molto, io volevo solo ricapitolare la forse eccellenza del sistema di bilateralità veneto, che come tutto ciò che è eccellente non ha bisogno di autocompiacimento, ma ha bisogno di riproporsi come elemento di sperimentazione innovativa a servizio anche del territorio, della società veneta, ma anche di punto di riferimento per altre realtà regionali. Quindi il motivo per cui oggi siamo qui è capire attraverso quali percorsi una bilateralità che è nata in un momento storico particolare, nel quale, diciamo così, vigeva la regola aurea di Gino Giugni, cioè non stabiliamo in modo rigido attraverso la legge tutto ciò che può essere fatto attraverso la contrattazione collettiva, perché la contrattazione collettiva è un modo molto più efficiente, più efficace, più partecipativo, più flessibile di raccogliere i bisogni del mondo del lavoro e dell'impresa e di tradurli poi in prestazioni, in servizi e in sviluppo. Questa regola aurea ha dato luogo poi in una stagione di contrattazione, a un modello di contrattazione nel quale il livello nazionale si contemperava con la contrattazione di secondo livello che richiamava prima l'assessore Donazzan e che ha visto in primo luogo il mondo dell'artigianato e della piccola impresa assumere un protagonismo che ancora oggi, diciamo, comporta dei benefici anche dal punto di vista del radicamento in questo sistema e ha diciamo, elaborato un modello che è inutile negarlo, da qualche anno è sottoposto a una sorta di stress test continuo dovuto sostanzialmente un po' alla diciamo, difficoltà di mantenere compatto il modello di contrattazione affermato negli anni 70 e d'altro canto ad affrontare i nuovi bisogni che vengono avanti e che contrariamente, diciamo, a quell'epoca molto spesso trovano proprio una disciplina di legge, come è il caso del welfare aziendale e di molte normative che intervengono nei rapporti di lavoro. Quindi do la parola a Michele Faioli per, diciamo così, gli è stata assegnata una, la prima volta che vedo un titolo di 2 righe, una relazione, le leggo, le prospettive dello sviluppo del welfare e bilateralità tenuto conto del mutamento nei bisogni e del rafforzamento del dialogo sociale. Il tema è chiaro, anche se diciamo, è prosaico, e il compito non semplice è di individuare attraverso quale strada noi possiamo tenere insieme un quadro normativo che ha questa natura di d'utilità nell'accogliere, diciamo, tutte le iniziative innovative che vengono dal dialogo sociale, ma al tempo stesso valorizziamo esperienze di contrattazione e di welfare che coinvolgono il mondo della piccola impresa, cioè quella più difficoltosa da mettere in rete in un ambito nel quale invece, come abbiamo visto storicamente, può dare molto. Prego Michele. Grazie. Io un quarto d'ora, il titolo più o meno ho rubato 2 minuti, quindi 12 minuti. Allora, va bene, in un quarto d'ora proverò a dire alcune cose. Ringrazio l'assessore Donazzani, il direttore Barone per avermi coinvolto in questa bella iniziativa e tutta la squadra di Veneto Lavoro. Sono persone davvero eccezionali e che hanno intuito un punto nevralgico del nostro
sistema di relazioni del lavoro, e spero che questa sia un'occasione che possa avere anche ulteriori fasi di sviluppo a livello non solo territoriale ma nazionale. Tutti noi sappiamo che quando il nord-est inizia a muoversi su alcuni temi poi c'è un effetto traino per tutto il paese. Io aggiungerei anche per tutte le aree più produttive dell'Europa. Questi sono temi centralissimi e quindi spero, in qualche modo auspico che ci possa essere un dialogo ulteriore. Visto che avete citato Giugni nell'introduzione, io sono stato tra i suoi ultimi laureati, allora lui ci insegnava questo, che il giurista del lavoro, io spero di farlo nel mio lavoro di professore di diritto diciamo di questa materia, il giurista del lavoro ha il compito di non chiudersi dentro torri, ma di vedere la realtà continuamente, confrontandosi con la realtà, elaborare la propria lettura del diritto, e questa è una chiave importante per incarnare, diciamo, un certo modo di fare accademia, ma anche di stare, diciamo, in relazione con le parti sociali e con il mondo istituzionale e politico. E allora, fatta questa premessa, la mia relazione è composta di 3 sezioni veloci, schematiche, provo a mettere sul tavolo i punti più importanti. La prima sezione, il titolo è veloce, uso pubblico del welfare contrattuale aziendale. La seconda sezione è welfare contrattuale e retribuzione incentivante. La terza sezione è welfare e bilateralità. Sarò schematico, dirò i punti più importanti, sperando poi di avere, come dire, un confronto diretto e indiretto anche con i colleghi e le colleghe che si avvicineranno in questi giorni di lavoro. Con riferimento alla prima sezione, quando ragioniamo di uso pubblico del welfare aziendale contrattuale può sembrare un ossimoro, ma in realtà non lo è, perché uso pubblico non significa uso pubblicistico o, diciamo, rilievo pubblicistico, significa che al welfare aziendale, al welfare contrattuale si assume una funzione di integrazione del welfare che lo Stato, gli enti territoriali e così via già organizzano a livello istituzionale. Uso pubblico significa che lo Stato riconosce in termini di sussidiarietà che ci sono delle cose che può fare, altre che non può fare e che debbono essere integrate con questi attori del sistema privato collettivo, nel nostro caso privato contrattuale, perché appartiene, ciò di cui noi stiamo parlando, alla contrattazione collettiva. Arriverò tra un attimo. Quindi vuol dire che siamo davanti a un tema che non deve essere divisivo. Dico non deve, permettetemi di metterlo tra virgolette, lo dico in coda al mio compito istituzionale di consigliere esperto. A breve sarò sostituito probabilmente e quindi mi permetto di dirlo, diciamo, da consigliere CNEL e non da professore universitario. Non deve essere divisivo tra nord e sud, est e ovest, destra e sinistra, organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali. Questo deve essere un tema che unisce. Quindi è un tema su cui bisogna raccogliere le riflessioni migliori e costruire, non distruggere. Ecco, questo è un ulteriore auspicio. Però perché sia così bisogna aprire una riflessione sulla qualità delle prestazioni che derivano dal welfare aziendale contrattuale. Quindi quando si ragiona di uso pubblico del welfare aziendale significa in primo luogo parlare di qualità delle prestazioni, ciò che viene reso ai beneficiari del welfare aziendale contrattuale. E anche qui permettetemi una sottolineatura un po' professorale però importante, perché spesso ci si dimentica questo punto, cioè ci si un po' confonde su questo punto. Se si ragiona di welfare aziendale, tendenzialmente il beneficiario è il lavoratore, la lavoratrice. Quando si ragiona di welfare contrattuale bilaterale, i beneficiari sono 2, c'è certamente il lavoratore, ma spesso anche l'azienda, la piccola e media azienda, lo stesso piccolo imprenditore. Il sistema dell'artigianato, del terziario ci hanno insegnato tutto questo per anni, quindi hanno costruito un sistema paritetico in senso puro, non solo nella governance, ma anche nell'erogazione delle prestazioni. E qui termino il primo punto, che è fondamentale per intenderci sugli altri 2. Andiamo al secondo, welfare contrattuale e retribuzione incentivante.
Allora, noi abbiamo costruito dal 16 in poi, sulla scorta di esperienze pregresse, immaginate, ricordate l'accordo che si fece nel 12 sotto il governo Monti sui temi della produttività, ma possiamo andare indietro fino al patto del 93 e ancora indietro sino al patto di San Valentino, quindi vedete proprio abbiamo un tempo medio-lungo. Noi abbiamo costruito tutto ciò che è welfare aziendale, welfare contrattuale, attorno all'idea, seguitemi su questo punto perché è di una delicatezza estrema, perché si rischia poi anche qui di confondersi, sull'idea che il welfare aziendale contrattuale è collegato alla misurabilità della produttività della persona e dell'azienda e dunque a ciò che, o meglio a un termine che spesso scandalizza alcuni, ma è un grande errore lo scandalo, il welfare aziendale è collegato al merito, alla misurazione della produttività. Ora, se voi andate a leggere la legislazione corrente, comprendete che se si riesce a misurare la produttività in termini di promozione, in termini di sviluppo, in termini di capacità del singolo di far crescere il contesto aziendale e territoriale, allora a quel punto scatta il meccanismo di welfare. Faccio un recap di quello che abbiamo oggi nella nostra legislazione. La cabina di regia, come ha detto benissimo l'assessore, è la contrattazione collettiva decentrata, sia quella aziendale che quella territoriale. Quella cabina di regia, contrattazione collettiva, che è sottoscritta a livello aziendale dal datore e dalle rappresentanze dei lavoratori, a livello territoriale dalle organizzazioni territoriali datoriali e dalle organizzazioni sindacali locali più rappresentative, definiscono un elemento centrale, definiscono l'algoritmo mediante cui si calcola la produttività, l'incrementalità della produttività. Da quella incrementalità della produttività deriva un premio che noi chiamiamo, noi giuslavoristi, retribuzione incentivante. Quel premio, quella retribuzione incentivante a quel punto è davanti a due opzioni e qui è lo schema è fondamentale perché ci si rischia di perdere. L'opzione prima è che il lavoratore, un'opzione individuale del lavoratore, il lavoratore può scegliere di ricevere il premio in denaro o può scegliere di ricevere il welfare aziendale in servizi. Se sceglie il welfare ha un regime speciale di detassazione che va sostenuto, incrementato, migliorato. Poi ha una seconda opzione che già esiste dal 16, che è stato costruito meglio poi nel 17 a seguire con una serie di circolari e decreti, che è l'opzione tra il welfare aziendale, ciò che viene già dato da quell'azienda, o il welfare bilaterale, in particolare fondi sanitari integrativi e fondi pensione. Quindi vuol dire che la strada che già esiste nel nostro ordinamento è una strada che premia l'opzione non solo verso il welfare aziendale per la detassazione, ma verso quelle forme di welfare contrattuale già strutturate dai contratti collettivi nazionali e territoriali e che trovano una propria consistenza in istituzioni paritetiche che noi chiamiamo fondi sanitari integrativi e fondi pensione. Quindi, con altre parole, vuol dire che noi abbiamo oggi un assetto da cui poter partire a livello di legislatore nazionale, legislatore territoriale, per spingere ulteriormente il collegamento tra produttività misurabile, incrementalità, welfare aziendale e welfare bilaterale. Per fare questo bisogna rivedere alcuni aspetti della normativa. Arriverò nella parte conclusiva, terza parte del mio intervento. Fatemi dire un'altra cosa sempre su welfare contrattuale e retribuzione incentivante. Se c'è un collegamento tra welfare e contrattazione, vuol dire che il welfare bilaterale si attua tramite contrattazione decentrata, territoriale e aziendale, che è collegata in coordinamento a un contratto collettivo nazionale. Allora, e qui apro una parentesi e poi la chiudo perché non abbiamo tanto tempo. Quando ragioniamo di coordinamento, noi ragioniamo di una contrattazione collettiva che è individuata per la propria qualità, cioè
non si può pensare che su 1000 contratti collettivi depositati al CNEL tutti e 1000 i contratti siano valutabili allo stesso modo. Ricordiamoci, i numeri sono scioccanti: su 1000 contratti depositati al CNEL solo 200 sono sottoscritti da CGIL, CISL e UIL con le grandi organizzazioni datoriali. Gli altri 800 sono alcuni semi importanti, alcuni non importanti, alcuni del tutto irrilevanti. I numeri che noi conosciamo sono che il 97,3% dei lavoratori italiani è vincolato ai 200 contratti di CGIL, CISL e UIL. La restante parte, più o meno il 6-7%, è collegata, il 3% è collegata e riferita ai contratti minori. Ma questo è un dato di carattere contributivo. Poi sappiamo che nella storia vera, nella realtà dei fatti, quel 97% dichiara di vincolarsi a CGIL, CISL e UIL, ma poi applica contratti di altro genere. E che cosa comprendiamo, sempre facendo analisi di quella contrattazione non di qualità? È che spesso essa nasce proprio in relazione alla costruzione di sistemi bilaterali volti alla raccolta di contribuzione e dunque, in termini diciamo così un po' elusivi, alla non erogazione di prestazioni. E qui entro nella terza parte del mio discorso, a cui tengo particolarmente. Se il welfare bilaterale appartiene a una contrattazione di qualità, allora di conseguenza noi dovremmo discernere enti bilaterali di qualità da enti bilaterali che non sono di qualità. Cioè dovremmo fare un discorso molto serio sulla ricostruzione normativa tra istituzioni paritetiche che sono sostenute dal legislatore e che io chiamo tipizzate, perché il legislatore con una norma di legge tipizza la funzione: fondi pensione, sanitari integrativi, interprofessionali e sostegno al reddito, fondi di solidarietà. E quelli sono in qualche modo già coperti da una norma di legge, c'è una struttura, corporate governance e via di tassazione e via dicendo. Il problema vero resta nella bilateralità non tipizzata, che è quella che presta il fianco alla elusione, all'abuso. Costruisco il contratto collettivo per avere un ente bilaterale che raccoglie contributi ma non versa prestazioni. Allora in quella non tipizzata il discorso va fatto in modo molto serio. Quella non tipizzata è la contrattazione di matrice strettamente contrattuale. Facciamo i grandi esempi: EBNA per il sistema dell'artigianato e tutti gli enti territoriali collegati, gli enti nazionali del turismo e del commercio e tutti gli enti territoriali, e a seguire. Bene. Ora, per questa bilateralità non tipizzata il discorso è serio, perché bisognerebbe in questo momento iniziare a ragionare su alcune linee guida che poi potrebbero essere fatte proprie dal legislatore nazionale e o regionale, e quindi arrivare a un sistema di selezione tra bilateralità buona e bilateralità non buona. Dove siamo arrivati noi come team di ricerca Università Cattolica? C'era dentro anche la Fondazione Brodolini, CNEL a un certo punto con la sensibilità del Presidente Treu, diciamo nella consigliatura che si è appena chiusa. Abbiamo pensato che bisogna costruire delle linee guida che si muovono su alcuni elementi, che significa elementi che a un certo punto, o davanti a me il Presidente Rizzetto, o davanti a me l'assessore Donazzano, a un certo punto potrebbero essere assorbiti in legislazione nazionale, regionale. Vabbè, si può ragionare. Ma quali sono gli elementi di questa linee guida che io poi vorrei condividere con il direttore Barone e poi in qualche modo poi arriveranno a voi tutti? Innanzitutto bisogna ragionare sui modelli di costituzione e istituzione. Guardate, per noi giuristi le parole non sono simili. Chi costituisce le organizzazioni più rappresentative? Quali sono? Non possiamo aprire la parentesi sul punto. Però diciamo che più o meno potremmo dire coloro che firmano i 200 contratti. Ma poi si istituisce questa bilateralità e qui vogliamo continuare a utilizzare un vascello rotto, uso una metafora un po' forte, come l'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, cioè forme associative e fondazionali, o vogliamo creare un modello civilistico un po' più forte? Guardate che il legislatore nel 1942, quando ha inventato l'associazione delle fondazioni, pensava alla Bocciofila di Talenti, che è un quartiere un po' periferico di Roma. Mica pensava a enti bilaterali che gestiscono 300-500 milioni di euro l'anno.
Riesco a rendere l'idea sul punto? La bocciofila di talenti vende le gassose. L'ente bilaterale gestisce 500-600 milioni di euro l'anno, eppure ha lo stesso veicolo giuridico della bocciofila di talenti. Non va bene. Bisogna ragionare su un sistema, un veicolo giuridico diverso, nuovo, da inventare, da creare, perché questo significa che di conseguenza tu hai un impatto sulla corporate governance, che significa governare in maniera paritetica. Chi ha il potere di firma? Chi si prende la responsabilità? Le regole del 14 e seguenti sono paurose. Io se fossi amministratore di un ente bilaterale ogni giorno, insomma, io diciamo, sono cristiano cattolico, quindi in qualche modo mi chiederei un miracolo quotidiano, però per altri non so. Guardate che è una situazione molto seria. Corporate governance, bisognerebbe ragionare su il sistema di investimento. Chi gestisce quei milioni di euro? Come? Spesso stanno sul conto corrente bancario a firma del legale rappresentante. Chi gestisce poi e definisce la qualità delle prestazioni? Io so ad esempio che in alcuni settori si sta ragionando, quelli più evoluti, su una qualità minima di prestazioni essenziali che da livello nazionale siano anche definite a livello regionale, in modo tale che si possa dire: tu qui nel Veneto sei bravissimo perché riesci a farlo, tu in Molise, dico Molise per dire una regione del centro-sud, non lo riesci a fare, allora troviamo una soluzione diversa. E così a questo punto, e qui ho chiuso, si potrebbe iniziare a ragionare sulla detassazione mirata. Perché far godere a tutti della detassazione? Della detassazione si gode solo se tu mi garantisci un certo livello di corporate governance, un certo livello di qualità, di prestazioni. E quindi vuol dire che io devo creare un meccanismo di accreditamento, bella l'esperienza regionale veneta, che riesca a selezionare ex ante, poi anche in fieri, perché a nessuno deve essere esclusa la possibilità di rientrare, in fieri per poter diciamo, far parte di quel novero di soggetti che fa quel tipo di attività, uso pubblico del welfare contrattuale aziendale. Grazie per l'attenzione, spero di essere rimasto nel tempo. Una capacità egregia di chiarezza, di sintesi, di cui siamo doverosamente grati al professor Faioli, e ci duole che il suo ciclo al CNEL sia verso la fine. È normale, ci auguriamo che il nuovo presidente abbia consiglieri altrettanto validi. Valentino Santoni, percorsi di secondo welfare. Mi sembra che il tema a lui assegnato, a te assegnato, il ruolo delle reti e della bilateralità per il welfare aziendale e territoriale sia già stato abbondantemente caratterizzato. Prego. Grazie, e grazie anche, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, grazie a Veneto Lavoro per l'invito e complimenti anche per i risultati raggiunti che abbiamo visto poco fa. Arriverò anch'io a parlare di bilateralità, del ruolo degli enti bilaterali, il potenziale ruolo degli enti bilaterali per un welfare aziendale e territoriale di qualità, e partirò un po' cercando di osservare come, scusate, problemi con niente, non riesco a ok, continuo comunque innanzitutto parlando del tema, grazie mille. Come dicevo, prendo era molto più semplice del previsto, il welfare aziendale e della sua diffusione, perché come anticipava anche il professor Faioli, è un tema sempre più diffuso grazie alla contrattazione, grazie alle sue forme unilaterali, soprattutto a seguito delle riforme del 2016, 17 e 18, soprattutto attraverso la contrattazione collettiva, attraverso la sanità integrativa e previdenza complementare, e lo è stato anche nel periodo della pandemia. C'è stata una contrazione economica delle imprese, quindi maggiore difficoltà a introdurre e
far crescere il welfare aziendale. Si sono diffuse altre forme di welfare come la flessibilità e lo smart working, che in qualche modo possono rientrare concettualmente sotto il cappello del welfare aziendale. Negli ultimi anni, e poi mi soffermerò brevemente su questo tema, si è parlato molto della questione invece dei fringe benefit, che è un tema molto importante dal mio punto di vista e al centro del dibattito. Nonostante questa progressiva diffusione, il welfare aziendale è diffuso in maniera disomogenea nel contesto italiano, soprattutto nei territori più produttivi, in cui c'è una maggiore presenza di imprese grandi, quindi soprattutto nel nord, in territori come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, e molto meno al centro e al sud, molto meno nelle piccole, medie e micro imprese, e molto poco in alcuni settori in cui la contrattazione ad esempio non è molto diffusa, come l'edilizia e l'agricoltura, in cui invece ha un ruolo fondamentale la bilateralità, proprio per, come cercherò di mostrare tra poco, creare quelle reti tra le micro e le piccole imprese. E due parole sulla diffusione, perché con il laboratorio di secondo welfare cerchiamo un po' di monitorare la presenza appunto del welfare aziendale, welfare contrattuale nelle imprese italiane. È molto diffuso, come dicevo, attraverso la contrattazione di primo livello, i contratti collettivi nazionali, e soprattutto dal 2016 in poi, soprattutto a seguito del famoso rinnovo del settore metalmeccanico, ma negli ultimi 2 anni si è diffuso ancora di più. Vedete qui alcune cifre: all'incirca sono quasi 20% i lavoratori coperti da welfare aziendale attraverso la contrattazione collettiva. Questi sono dati presi proprio dal database del CNEL, e che considerano solamente i contratti collettivi sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, proprio perché abbiamo anche noi, ci siamo confrontati su quella questione delle sigle meno rappresentative che firmano una grandissima quantità di contratti collettivi. Oltre al primo livello c'è poi il secondo livello. Non ci sono dati che riguardano appunto i contratti, ci sono quelli del Ministero del Lavoro, come tra l'altro non ci sono dati che riguardano il welfare unilaterale, quello introdotto tramite regolamento aziendale, tramite formule unilaterali dalle imprese. Ecco, questo è l'unico dato parziale che abbiamo, che è quello del Ministero del Lavoro, che anche se mette in luce una riduzione dei contratti che prevedono premi di risultato negli ultimi anni, perché come dicevo poc'anzi la pandemia ha anche contratto le possibilità di realizzare formule premiali, formule di welfare per i lavoratori. Al tempo stesso però è sempre più presente in questi contratti che prevedono produttività il welfare aziendale. Vedete, circa il 60% dei contratti che prevedono premi di risultato prevede oltre welfare aziendale. Ovviamente tutto questo welfare, come saprete, si va a stratificare all'interno, tutte queste varie livelli contrattuali, queste varie formule contrattuali. C'è oggi un tema fondamentale però quando si parla di welfare, quando soprattutto si parla di welfare anche attraverso il primo livello, che è quello dei fringe benefit, che ci tenevo un po' a sottolineare. Negli ultimi anni si è dibattuto molto, il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sul tema dei fringe. I fringe sono sostanzialmente degli strumenti che rientrano all'interno della normativa del welfare aziendale, sono defiscalizzati, quindi godono di quel vantaggio fiscale previsto per tutte quelle prestazioni di welfare, sono però utilizzati senza vincoli, possono essere utilizzati per acquistare qualsiasi bene o servizio. E il tema della soglia di deducibilità dei fringe benefit è sicuramente una questione da considerare. È stata aumentata, anzi è stata raddoppiata nel 2020 e nel 2021 come spinta per i consumi, quindi è stata questa la motivazione utilizzata, comunque il principale motivo per cui è stata fatta questa scelta. È stata poi aumentata a 600 euro all'inizio del 2022 e poi addirittura è salita a 3.000 euro per tutti i lavoratori e lavoratrici alla fine del 2022. Questa scelta è stata fatta anche quest'anno, però solamente per i lavoratori con figli. Insomma, è stata fatta una decisione, quella di concentrarsi su questa questione e quindi valorizzare questo tema. Ovviamente i fringe benefit sono un strumento importante, utile per le imprese, soprattutto le micro imprese che magari per la prima volta si affacciano al welfare, e sono una questione insomma importante perché rischiano di far ridurre la visione del welfare aziendale proprio a questi strumenti che solitamente sono veicolati tramite voucher, card, tramite quindi
degli strumenti che non vengono utilizzati per l'acquisto di servizi, di prestazioni di natura sociale, quindi di quel valore sociale che dovrebbe avere il welfare aziendale. Qui ho cercato un po' di elencare alcune potenziali criticità dei fringe benefit. Ovviamente non voglio demonizzare questo strumento che, ripeto, è utile, anzi un innalzamento della soglia è auspicabile perché attualmente è di 258 euro e è rimasta ferma dal 1986 alle vecchie 500.000 lire. Però ecco, è importante parlare di quello che può essere un innalzamento troppo elevato dei fringe benefit che, se arrivano alla soglia dei 3.000 euro, rischiano di far scomparire le altre prestazioni di welfare che invece possono avere un forte impatto sociale per i lavoratori. Parlo delle prestazioni riguardanti la cura, la sanità, l'assistenza e anche la previdenza. Insomma, è importante riflettere anche su questa tematica. Poi sono stati ovviamente interventi fatti in corso anno con una durata temporale limitata, però ovviamente ora il governo sembra nella direzione di voler riflettere sul tema del welfare aziendale, di fare degli interventi anche a livello nazionale e sicuramente si prenderà in considerazione anche questa tematica. E dopo aver fatto questo breve introduzione, mi volevo concentrare appunto su quella che può essere invece una prospettiva per rilanciare un welfare aziendale più a caratura territoriale e con un valore più sociale, ecco. Quindi cercare di rimettere al centro la questione sociale per quanto riguarda il welfare aziendale, perché ovviamente i fringe benefit sono solamente una dimensione, ecco, il mio tentativo di questa mattina era sottolineare che non è solamente quella dimensione il welfare aziendale. Uno strumento, una modalità per valorizzare la dimensione sociale del welfare aziendale è quello di valorizzare, scusate la ripetizione, ma è questo il tema centrale, la dimensione territoriale che questo può avere. Questo attraverso quelle forme di reti che il welfare aziendale può promuovere. Le reti che possono essere appunto di domanda, di offerta e reti che abbiamo definito reti multiattore, reti multi-stakeholder. Reti di domanda, e qui ci rientra fortemente la questione della bilateralità, degli enti bilaterali. Le reti di domanda riguardano le imprese, riguardano i lavoratori, riguardano la possibilità di creare collegamenti, connessioni tra appunto i soggetti che alimentano la domanda di prestazioni di welfare aziendale, quindi le imprese da un lato e i lavoratori e lavoratrici dall'altro. E questo significa creare reti di impresa, quindi i contratti di rete, ma significa soprattutto contrattazione territoriale, contrattazione di distretto, e significa soprattutto bilateralità, quindi valorizzare il ruolo degli enti bilaterali per far sì che quelle micro e piccole imprese, quindi quelle realtà che ad oggi sono marginali per quanto riguarda il welfare aziendale, riescano a confrontarsi e dialogarsi soprattutto con le parti sociali per andare a sviluppare proprio misure di natura sociale, misure legate innanzitutto alla dimensione della sanità, della previdenza e poi ovviamente a quello della cura, dell'assistenza dei familiari e dei figli. E in questo campo ovviamente la bilateralità e gli enti bilaterali giocano un ruolo fondamentale e lo giocano soprattutto se è fatto un lavoro, come è stato fatto qui in Veneto, attento ai meccanismi di accreditamento, attento alla qualità delle prestazioni, alla qualità degli enti che fanno parte di questo sistema. E due parole sulle altre due dimensioni, cioè quelle delle reti di offerta e delle reti multiattore. Le reti di offerta sono invece le reti che sono costruite dai fornitori. Anche in questo caso, nell'esperienza di Veneto Welfare, il ruolo dei fornitori, quindi di quelli che in questo caso sono gli enti accreditati, è un ruolo fondamentale. Perché serve per valorizzare quello che c'è sul territorio, serve per valorizzare i fornitori di beni e servizi che rientrano appunto nelle prestazioni legate al welfare aziendale e che fanno parte della filiera dei servizi, filiera anche commerciale locale. E in questo caso ci sono vari strumenti, convenzioni, piattaforme territoriali, gli stessi operatori, provider del welfare aziendale mettono a disposizione spesso strumenti tecnologici, le piattaforme, per creare dei meccanismi, delle marketplace di natura locale, quindi proprio per alimentare il territorio, per alimentare in prima battuta i fornitori di servizi e di beni del territorio. In questo caso appunto si va a creare un circolo virtuoso con il territorio stesso, cercando di coinvolgere loro in prima battuta e non tanto
magari i classici colossi dell'e-commerce che molto spesso invece vengono coinvolti quando si parla di fringe benefit, almeno per quanto riguarda la diffusione più comune. Ci sono poi formule più sperimentali in cui si può parlare di reti multi-attori, multi-stakeholder. In questo caso appunto sono sperimentali, sono ancora uno strumento che sta prendendo piede, non ha ancora preso piede, e riguardano invece attori diversi che all'interno di un territorio si mettono in rete, collaborano attraverso spesso il coordinamento di un attore pubblico che fa la cabina di regia per promuovere iniziative basate sul welfare aziendale, ma che poi vanno anche a riversare il loro impatto verso altri soggetti che non sono i beneficiari classici del welfare aziendale, quindi i lavoratori, le loro famiglie, ma anche il territorio. Un esempio classico è quello di un asilo nido interaziendale che poi lascia posti anche al territorio stesso, ma ci sono anche progetti molto interessanti che sono nati anche nel territorio veneto, soprattutto attraverso finanziamenti esterni regionali, attraverso i fondi sociali europei oppure finanziamenti di fondazioni. Nel territorio di Lecco c'è un progetto molto interessante che si chiama Valoriamo, che si basa proprio su queste logiche. Ecco, sono ovviamente ancora iniziative più sperimentali, ma che hanno un potenziale rilevanza sociale e attenzione a quella dimensione sociale che invece molto spesso con il welfare aziendale, soprattutto incentrato esclusivamente sui fringe benefit, si perde. Ecco, sono stato rapido, ma vi ringrazio e lascio la parola a chi segue. Grazie Valentino per il quadro che penso, dicevamo col direttore, sarà per noi un elemento molto utile anche di riferimento, no, per le strategie di Veneto Welfare. Terza relazione, Emanuele Massagli, welfare aziendale per le PMI e bilateralità con attenzione alla fiscalità e il legame col territorio. Il tema della fiscalità sappiamo che in questo auditorio è seguito da orecchie estremamente attente. Prego Emanuele. Grazie innanzitutto, grazie dell'invito, estremamente attente e con la quale ormai c'è una diversa frequente, ci vediamo frequentemente per parlare di questo tema. Oggi forse possiamo approfittare anche della presenza del Presidente della Commissione Lavoro della Camera per forse anche sintetizzare alcune delle considerazioni che sono emerse a partire dal primo Welfare Day, perché mi pare che una delle prime tavole rotonde organizzate su questo tema fu proprio in occasione della prima iniziativa regionale del Veneto, nella quale si discusse proprio esplicitamente del rapporto tra welfare aziendale e welfare bilaterale, e poi recentemente a dicembre ne abbiamo trattato largamente anche in un convegno dedicato su questo dall'EBAV, per cui ci torno con piacere, magari attualizzandolo. Faccio anche dello sciacallaggio convegnistico puro, quindi le cose che sono state dette prima le faccio tutte mie e alcune slide non le farò vedere proprio perché sono state già trattate e condivido sia l'inquadramento del professor Faioli sia la lettura evolutiva, ma soprattutto anche lo spaccato, lo stato dell'arte che ci ha presentato adesso Valentino Santoni. Io mi concentrerò quindi più su alcuni aspetti più connessi quindi alle possibili policy, ai possibili interventi a riguardo del tema del rapporto difficile per colpa della prassi e della legislazione tra welfare aziendale e welfare bilaterale, ma in realtà assolutamente affine per quanto concerne la tipologia di attività e le finalità che vengono coperte. Lo faccio anche perché parto da un presupposto. Io sono tra coloro che reputano che il welfare aziendale non si sia diffuso in modo così portentoso negli ultimi anni perché c'è stata qualche modifica legislativa. Ho sempre criticato, no, una lettura eccessivamente gius positivistica della realtà per cui la legge crei qualcosa di particolare. Il welfare aziendale si è diffuso così tanto negli ultimi anni, certamente incoraggiato dalla riforma del 2015 in vigore dal 1 gennaio 2016, perché il welfare aziendale ci dice qualcosa del cambiamento della natura del rapporto del lavoro in atto.
Il welfare aziendale si sta diffondendo in tutto il mondo occidentale, chiamato in modi diversi e con vantaggi fiscali, economici diversi, ma si sta diffondendo ovunque. Il welfare aziendale, così come lo smart working, sono le prove più evidenti che sta cambiando la modalità con la quale le persone si rapportano al contratto di lavoro. Di questo ne abbiamo prova sociologica tutti i giorni, quando leggiamo le grandi dimissioni, i giovani vogliono più tempo libero, i giovani chiedono welfare anche a scapito di salario. Cioè sta succedendo qualcosa nel rapporto tra le persone e il lavoro, indipendentemente dalle valutazioni che uno può avere di natura economica, culturale, etica su questo cambiamento. Questo è rilevante. È indubbio che questo cambiamento sta spingendo nell'ambito delle relazioni industriali e della gestione del personale alcuni istituti che prima non erano così rilevanti. Welfare aziendale, lavoro agile, ma potremmo anche dire flessibilità oraria, potremmo anche parlare per esempio dei percorsi formativi. No? Quindi, perché dico questo? Perché io sono convinto che il welfare aziendale sia destinato a crescere anche allorquando il legislatore di oggi, di domani, impazzisse e lo svantaggiasse fortemente. Noi comunque vedremmo questa componente nello scambio del rapporto di lavoro sempre più presente. Magari la vedremo più nascosta, non chiamata così, ma comunque la vedremo, perché fa parte degli elementi che oggi le imprese che competono incominciano a offrire per 1000 ragioni, per attrarre i più bravi, per mantenerli, per evitare magari di dare l'aumento al lavoratore esperto che vorrebbe andare dal concorrente a prendere qualcosa in più perché in questo momento il mercato del lavoro del Nord Italia va alla grande, eccetera, eccetera. Quindi, quali che siano le ragioni, questa secondo me è la spiegazione. Per questo riconosco senza problemi ovviamente che c'è fondatezza in chi sostiene che la crescita del welfare aziendale sia l'esito dell'arretramento e della debolezza del welfare pubblico o sia l'esito delle crisi economiche. Certamente c'è un fondo di verità, ma non è la spiegazione. Non è la spiegazione. Non si spiega il 487% di crescita in 5 anni dei piani di welfare aziendale dal 1 gennaio 2016 ad oggi. Non si spiega dicendo ma il welfare pubblico sta arretrando, aiuto, il welfare aziendale mangia spazio. In 5 anni il welfare pubblico italiano arretra da quando è nato, non è mai stato l'eccellenza di welfare state, per cui non può essere questa la spiegazione. Certo che questo è un tema rilevante, però se uno approccia con la spiegazione sbagliata, le soluzioni per forza di cose finiscono per essere sbagliate. Allora, se questa è la spiegazione, noi una prova della tenuta di questa ipotesi l'abbiamo non tanto se fa il welfare Ferrero, Luxottica o Ferrari, ma l'abbiamo se incomincia a fare welfare anche la micro e piccola impresa, che è, come sapete, no, se non ti ripeto, la base del tessuto imprenditoriale italiano. I dati cosa ci dicono? Che sta succedendo questo. Non fa welfare aziendale solo Luxottica. Anzi, no, Luxottica, ok, è quella che più facilmente va sui giornali. La grande impresa, tra l'altro, si può rivendere il welfare in termini comunicativi e tutto quello che volete, ma fa il welfare aziendale anche il piccolo negozietto. Ma come lo fa? Come lo fa oggi? Certo, lo fa con strumenti molto più semplici. Ci sono i fringe benefit e i loro rischi, dopo dirò qualcosa, e c'è una crescente quota, in un territorio come questo lo conoscete, di welfare in tutto e per tutto potremmo definire aziendale se fosse fatto da un'azienda, erogato tramite gli enti bilaterali. Quindi è un tema certamente rilevante, quello del rapporto tra la bilateralità e il welfare aziendale. È un tema rilevante anche per il destinatario ultimo, che è il lavoratore della microimpresa, prima ancora che un ragionamento sul rapporto delle relazioni industriali e welfare, che certamente è interessante e a me interessa molto. Ma lo dico rispetto al vero beneficiario di qualsiasi iniziativa di welfare, che è e resta il dipendente, che è poi anche il giudice se l'iniziativa funziona o meno, perché quando i piani di welfare sono fatti male, i lavoratori non scelgono welfare. Quando i piani di welfare rispondono a un bisogno reale, ai lavoratori il welfare piace. No? Nonostante certamente la difficoltà nello spiegare in alcuni settori welfare, eccetera, eccetera, però questa è un'evidenza semplice, riscontrabile. Allora, partendo da questo presupposto, non sto a ridefinire i termini perché appunto sono stati definiti in precedenza
e porterei via molto tempo, no? Per cui l'importante è che è chiaro che adesso io sto parlando di welfare aziendale in termini abbastanza tecnici, diciamo come ne potrebbe parlare l'Agenzia delle Entrate, così sto parlando di welfare bilaterale come il welfare erogato, riconosciuto, esito di un accordo tra rappresentanza sindacale e rappresentanza datoriale a tutti i livelli, sia esso di primo o di secondo livello. È chiaro che nell'ottica del convegno di oggi forse è più interessante parlare proprio del welfare bilaterale di natura territoriale, per cui tutto ciò che in Veneto conoscete benissimo è appunto la bilateralità territoriale, che conoscete molto anche nell'ambito della previdenza complementare, perché su questo siete stati precursori, ma devo dire anche sull'ambito proprio di tutte le altre soluzioni, insomma tutte le altre risposte ai bisogni sociali. Certamente la fantasia della bilateralità veneta in vari settori, dall'artigianato al commercio all'edilizia, è abbastanza, insomma, conosciuta, evidente, e quindi non sto qua a rispiegarla. Veniamo ai nodi. Il primo nodo, diciamo, non è del tutto connesso all'aspetto della bilateralità, è più un nodo operativo. Capite che quando ci capita di dover andare a spiegare a platee di lavoratori o imprese le modifiche intervenute sul welfare negli ultimi anni, e tiriamo fuori, ho tolto le cose piccole, una slide di questo genere, uno dice, ma aspetta, è perché del resto se fai, no, 2 modifiche all'anno, di cui una temporanea, l'altra non è normativa ma è per via interpretativa, e poi la gente si chiama, hai visto l'ultimo interpello di Agenzia delle Entrate, l'altro, chissà chi c'è dietro, ma sai che dice questo? Questo è chiaramente rende la fruizione di questo tutto un po' complessa. Io riconosco alla riforma del 2016 un grandissimo merito. Il grandissimo merito della riforma del 2016 è stato quello di riconoscere qualcosa che stava accadendo e non rigettare il fatto che il welfare aziendale, pur non perdendo la finalità sociale, perché la finalità sociale era la ragione giuridica, non etica, della non ricomprensione del reddito da lavoro, che permette di non avere tasse e contributi, nel 2016 il legislatore, secondo me non del tutto coscientemente, ha riconosciuto al welfare aziendale, pur non perdendo la finalità sociale, anche una funzionalità economica. Questo è indubbio, perché permettendone la contrattabilità lo ha fatto diventare materia di scambio. Questo prima era impossibile perché il legislatore precedente, quello che normò il welfare sulla misura del paternalismo di fabbrica, impose la volontarietà come misura di controllo della natura sociale. Il welfare del 2016, proprio per venire incontro nelle intenzioni anche alle aziende meno strutturate, che avevano meno capienza del 5 per 1000 e che erano meno capaci di fare welfare solo concessivo volontario, ha riconosciuto che il welfare aziendale potesse diventare materia di scambio, addirittura permettendo di welfarizzare il più economico degli istituti, che è il premio di produttività. Certo, non tutti i premi di produttività, solo il premio di produttività contrattato, che come sapete non nasce per incentivare la produttività, ma per incentivare la contrattazione di secondo livello. Però quel premio di produttività è stato welfarizzato. Io sulla welfarizzazione del premio di produttività ho sempre mantenuto e tuttora mantengo qualche dubbio, perché effettivamente ha generato un Frankenstein normativo, però indubbiamente ha permesso la diffusione del welfare, ma il rendere possibile la contrattazione ha cambiato totalmente la natura dei piani di welfare cosiddetti on top, quelli decisi a livello aziendale. Ha inventato il welfare del contratto collettivo nazionale, che prima non esisteva, il welfare aziendale intendo, quindi comma 51, comma 2 e 3 del TUIR soprattutto, e appunto ha inventato lo strumento della welfarizzazione di cui abbiamo visto prima i dati. Quindi io riconosco la riforma del 2016 sicuramente un grande merito. Ciò detto, dopo abbiamo avuto un intervento normativo nel 2017, un intervento normativo nel 2018, un grande bando nel 2019 scomparso nella nebbia e riapparso 2 anni dopo, 7 circolari, di cui 2 importanti con una risoluzione, e poi dal 2020 ad oggi 1 o 2 interventi all'anno solo sui fringe benefit.
Allora, questo è un elemento di difficoltà, oggettivamente un elemento di difficoltà. Quindi i continui cambi normativi sono problematici se non si stabilizzano. L'esempio tipico è il fringe benefit. Il fringe benefit è importante per le imprese che fanno welfare, è molto fruibile per la piccola e media impresa, per cui uno dei meriti del fringe è che aiuta il piccolo imprenditore con uno strumento semplice, però sinceramente, adesso metto la casacca AIVA, che il dibattito negli ultimi 3 anni su welfare sia tutto appiattito su fringe benefit è problematico, perché non si osserva che il welfare aziendale vero e proprio è nel comma precedente, nel comma 2, non nel comma 3. Il comma 3 è la regolazione del vecchio regalo di Natale, è la regolazione delle piccole concessioni che il datore di lavoro dà ai lavoratori. Poi diventa pedagogicamente un grande canale di alimentazione del welfare, ma il welfare vero e proprio, quello che richiede la collettività, quello che non ha soglie massime se non molto alte in previdenza e assistenza, quello che è per categorie, quello è nel comma 2. E noi ci siamo dimenticati negli ultimi anni di intervenire sul comma 2. Faccio un esempio un po' stupido, permettetemi di parte, però AIVA è 3 anni che propone al legislatore novità in tema dell'articolo 51,2. Ne abbiamo parlato varie volte anche con secondo welfare, perché tutto è condiviso tra tutti gli operatori. Una delle proposte che noi facciamo da anni, adesso è tornata all'attualità, noi abbiamo da anni che prevediamo la possibilità di riconoscere parzialmente o totalmente le spese di affitto per studenti fuori sede. Adesso è diventato di grande attualità. Noi l'abbiamo proposto nel 2020. Perché l'abbiamo proposto? Perché ci siamo accorti nel 2020 che i dipendenti segnalavano ai provider: tra le cose che ci piacerebbe avere nel welfare aziendale, quello vero e proprio, c'è anche questa. Sì, ma oggi non si può, perché se lo fai diventa reddito da lavoro. Ce ne sono anche altre, mobilità sostenibile, cessione del credito welfare per i propri colleghi, il mondo del regolazione del comma 2 e nel comma 3 dei mutui e prestiti. Insomma, sono diversi gli interventi in questo senso. Però il comma 2 ce ne siamo dimenticati perché ci siamo schiacciati sul comma 3. L'ultimo intervento sul comma 3, i famosi 3.000 euro per chi ha figli, è un ampliamento del welfare aziendale. Dal 2016 ad oggi non ci sono state mai normative a restrizione, sono tutte in ampliamento più o meno rilevante. Qual è il problema di questa normativa, che sarà tra l'altro poco utilizzata, perché molte imprese non possono fare piani ad hoc per chi ha figli e non ha figli per motivi anche di codici etici interni, per cui al massimo il piano è uguale a quello di prima, uno ne potrà fruire in modo diverso in base se ha figli o meno, quindi si perde un po' la finalità della norma. Il grande rischio di questa novità però è questa. Il welfare, uno degli elementi di forza del welfare è che incoraggia la finalità sociale incoraggiando i beni e servizi con finalità sociale. Pagamento spese nido, long term care, assistenza per non autosufficienti anziani, buono pasto, previdenza complementare, chiamatela come volete, incoraggia servizi, anche i famosi servizi ricreativi, cioè si concentra sui servizi dicendo quei beni e servizi hanno finalità sociale. La normativa sui 3.000 a chi ha figli cambia l'ottica. Perché? Perché il bene e servizio diventa irrilevante, visto che un comma 3 può essere qualsiasi cosa, ma diventa invece la discriminazione della finalità sociale sta sul destinatario. Però cambia tantissimo, perché il nostro welfare non era organizzato così. Controllava la finalità sociale indicando i beni e servizi con finalità sociale, non indicando i destinatari. Se io invece indico i destinatari e non i beni e servizi, potrei arrivare al paradosso che do 3.000 euro di ricariche Tesla per chi ha figli. Perché? No? Invece l'intervento sul bene e servizio è più interessante, anche nell'incentivazione assolutamente legittima, perché è una priorità economica, se uno non crede alla priorità etica, ma quantomeno economica, dell'aspetto della natalità. Allora, in questo senso, attenzione che ci sono queste storture. Queste storture noi le vediamo molto quando ragioniamo sul rapporto con il welfare bilaterale. Perché? Perché anche recentemente, nel senso recentemente gli ultimi interventi sono 2018-2020, però anche recentemente il legislatore, attenzione, non tanto quello lavoristico, perché qua la partita poi viene giocata dall'Agenzia delle Entrate, non viene giocata, anzi viene giocata dall'Agenzia delle Entrate spesso con anche un po' di disattenzione da parte del lavoro.
il legislatore ha più volte ribadito che il funzionamento, come sapete, il trattamento fiscale e contributivo del welfare bilaterale. E sapete che tendenzialmente, adesso in realtà sono di più le possibilità, però molto spesso accade che l'ente bilaterale riconosce ai lavoratori la prestazione e trattiene l'imposta fiscale ed emette successivamente la CU. Questo è il caso più diffuso. Nulla vieterebbe, o può accadere anche, che l'ente bilaterale versi all'azienda la prestazione, solitamente monetaria, e questi poi la ribalti sul lavoratore. Il problema di questa seconda soluzione è che in questo caso proprio non si sfuggirebbe dalla non incomprensività del reddito da lavoro, perché quella prestazione economica sarebbe totalmente all'interno del rapporto di lavoro e quindi articolo 51,1 ricompresa nel reddito da lavoro. La soluzione 1 invece permette eventualmente di usufruire degli spazi normativi permessi dall'Agenzia delle Entrate e dal nostro TUIR, soprattutto quando si permette, questa è la slide, quando si permette che quando si dice che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione di crediti, e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti in una perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o quelli perduti. Questo, dentro l'articolo 6,2 del TUIR, come sapete, rientrano diverse prestazioni erogate dagli enti bilaterali che non fuggono da questa ricomprensione del reddito da lavoro, e quindi il fatto che anch'essi sono assoggettati a tassazione se inquadrati nelle categorie di reddito dell'articolo 6. Sappiamo che invece abbiamo delle esclusioni su tutto ciò che non è un reddito in sostituzione, e poi un trattamento particolare sul mondo della borsa di studio e dell'assegno premio o sussidio per fini di studio, che è un'altra prestazione solitamente erogata dall'ente bilaterale. Ora, questo per dire che cosa? Che noi ad oggi abbiamo sull'ente bilaterale di fatto una sorta, anche se non è tecnicamente così, di doppia tassazione, perché il contributo all'ente bilaterale rientra nell'ambito delle cifre che sono dovute obbligatoriamente all'interno del rapporto di lavoro, e la prestazione dell'ente bilaterale rientra poi nella CU che uno porta ovviamente in aumento dei suoi redditi. Molte di queste prestazioni così amministrate con l'ente bilaterale, laddove fossero riconosciute direttamente dall'azienda nell'ambito di un piano di welfare aziendale, che può essere erogato individualmente o veicolato da un provider, questo è indifferente, invece non avrebbero la stessa copertura fiscale e contributiva, soprattutto fiscale anche. Perché? Perché in molti casi non rientrerebbero nella CU, o comunque sarebbero, non essendo reddito da lavoro, esclusi da tasse e contributi, e in più non c'è il carico sulla contribuzione all'ente bilaterale, perché non c'è alcuna contribuzione a un soggetto esterno. Ora, per questo, a mio parere, se vogliamo tornare a quello che dicevo in precedenza, cioè che la diffusione del welfare aziendale la reale forza del welfare aziendale si misurerà anche dalla diffusione nella micro e piccola impresa, se vogliamo arrivare in questa strada, noi abbiamo due possibili soluzioni. Una è quella che il legislatore o qualsiasi ente amministrativo romano penserebbe in prima battuta, cioè allora portiamo il welfare aziendale sulla normativa dell'ente bilaterale. Come sapete, questo arricchirebbe molto gli studi di tributaristi, che hanno fatto ricchi pareri agli enti bilaterali per capire come cavolo funziona questa benedetta contribuzione, ma è una soluzione stupida, perché il trattamento migliore è quello indubbiamente riconosciuto al welfare aziendale. Allora la proposta è molto semplice: che tutto ciò che ha finalità sociale, che rientri nel 51,234, anche quando riconosciuto da un ente bilaterale, sia trattato secondo i vantaggi del 51, che sono strutturali e non sono incentivi, secondo il 51,234. Quindi sostanzialmente ci sia concorrenza tra quando il welfare è legato alla bilateralità o quando un'azienda decide di farselo autonomamente. Io sono convinto che questo in territori
dove la bilateralità funziona e a microimpresa diffusa, comunque sarebbero riconosciuti dalla bilateralità. Lo dico anche con la casacca dell'Associazione Italiana Welfare Aziendale, che rappresenta i provider, quindi non gli enti bilaterali. Perché lo dico? Perché potrebbe essere che poi alcuni enti più grandi probabilmente si possano avvalere anche dell'organizzazione delle piattaforme da parte di chi fa questo di lavoro, o comunque, anche così non fosse, la cosa più interessante è che il welfare aziendale possa diffondersi per quelle che sono le sue finalità e anzi non sia invece ostacolato da mere e anche un po' superate logiche solo legislative. Allora, la proposta mi sembra questa, e tutto sommato è da anni che in realtà gli enti, soprattutto gli artigiani, propongono qualche modifica normativa in questo senso, e le abbiamo in mano le proposte normative. Magari è l'occasione per superare questo scoglio e vedere se effettivamente continueremo a osservare la diffusione di cui ci hanno detto anche i dati di Secondo Welfare. Grazie. Grazie anche a Emanuele Massagli per aver dato il pezzo di contributo per dipanare la matassa del rapporto welfare e bilateralità. Abbiamo visto il passaggio giuridico, abbiamo visto il passaggio territoriale e infine quello anche fiscale normativo di contenuto. Approfitto del passaggio alla seconda tavola rotonda per salutare anche il professor Gaetano Zigliograndi, che è ordinario di diritto del lavoro a Ca' Foscari, nonché prorettore di questa nostra prestigiosa università, e invito appunto un cambiamento per, diciamo così, passare alla tavola rotonda sulle frontiere della bilateralità, sperando che la capienza sia sufficiente. Invito Tiziana Basso, segretaria generale CGIL Veneto, Riccardo Camporese, segreteria USR CISL Veneto, Roberto Toigo, segretario generale WIL Veneto, Roberto Boschetto, presidente Confartigianato Imprese Veneto, Moreno De Coll, presidente CNA Veneto, Eugenio Gattolin, segretario regionale Confcommercio Veneto, e Roberto Sartore, in rappresentanza di Confprofessioni. Siamo come la metafora di porcospini. Allora, abbiamo un'oretta di lavori per dare in tempo utile anche le parole al nostro conclusore, e quindi gli assegnerei 5-7 minuti a testa. Allora, cominciamo secondo l'ordine con cui sostanzialmente vi ho chiamato al tavolo, e direi che la domanda è abbastanza evidente. Quindi, come la bilateralità affronta questo sentiero stretto del welfare, con tutte le sfaccettature problematiche che sono state evidenziate dalla tavola rotonda precedente, e farei anche una subdomanda, nel senso che come il sistema di accreditamento messo in piedi da Veneto Lavoro attraverso Veneto Welfare, con la legge che di cui oggi stiamo valutando anche i primi effetti, la legge 15/2017, può essere funzionale a una ricostruzione di un modello che abbiamo cominciato a tratteggiare anche nelle pratiche. Prego, Tiziana. Sì, io faccio una breve premessa. La bilateralità in Veneto, in particolare quella artigiana, ma non solo, nasce
da relazioni sindacali e nasce da una contrattazione importante. Nasce addirittura prima dei percorsi nazionali e poi appunto i percorsi nazionali ne prendono atto e diventa la bilateralità che conosciamo, ma nasce dalla contrattazione. La contrattazione è sempre il faro che orienta la bilateralità anche oggi. Quindi questo è il tema che volevo sottolineare, perché i ragionamenti diversi da questo sono un'altra cosa, e quindi io vorrei sottolineare che anche la contrattazione aziendale, il welfare aziendale è diverso se c'è un contratto collettivo, seppur di secondo livello, o seppure c'è una scelta dell'impresa. Sono due cose assolutamente diverse. Tornando alla bilateralità, lo spazio che noi negli anni abbiamo trovato nel territorio, che ha guardato al territorio e alle caratteristiche del territorio, è molteplice, sicuramente quella artigiana, ma poi nell'edilizia, poi l'agricoltura, il commercio, il turismo, insomma abbiamo grandissime esperienze di bilateralità e che hanno sempre cercato di rispondere a bisogni e esigenze dei lavoratori che tentiamo di rappresentare. Questo aspetto e anche una grande capacità delle parti sociali di intervenire di volta in volta rispetto anche ai cambiamenti, che sono importanti, io penso rappresenti un tema fondamentale, perché diceva il professor Massagli, c'è un aumento della bilateralità, ma la bilateralità in Veneto ha 35 anni e nasce proprio per le microimprese, quindi le microimprese conoscono un welfare che va a rispondere ai lavoratori da tantissimi anni, quindi noi non abbiamo avuto uno scarto rispetto alla normativa del 2016, quindi ecco, questo volevo sottolinearlo perché è giusto che ci sia la storia. Oggi ci sono delle sfide fondamentali. Noi nella contrattazione territoriale, sottolineo questo, abbiamo tentato di dare alcune risposte anche innovative. Allora, qual è il tema fondamentale oggi? È come la bilateralità, l'abbiamo tentato anche negli anni, l'abbiamo fatto anche altre volte, si integra ancor più con il pubblico. Quindi il beneficio che oggi è riservato ai lavoratori di un settore, di un'azienda, vanno a beneficio del territorio e anche di altre persone che non sono dentro a quel percorso contrattuale. Quindi il percorso che noi stiamo facendo con la sanità integrativa dell'artigianato, che è l'accreditamento con le strutture pubbliche, è come le risorse che raccogliamo dai lavoratori tornano a beneficio della collettività. Abbiamo fatto altre esperienze nel territorio di contrattazione territoriale in cui nell'accordo con un'amministrazione pubblica si parlava di asilo aziendale, no, asilo comunale aperto alle aziende del territorio, quindi cambiando il regolamento di quel comune, e con gli accordi aziendali invece che andare al privato si è andato al pubblico, si è tenuto aperto quell'asilo. Ci sono delle esperienze, quindi si sta tentando di integrare quello che è il beneficio che oggi è contrattuale, quindi lavoristico, quindi se sono dentro quel settore o quel beneficio, se sono dentro a quell'azienda quel beneficio, anche con un beneficio territoriale, si è fatto per della formazione, sono varie esperienze. Mi chiedevi anche quale invece è il tema dell'accreditamento. Allora io penso sia importante un sistema di accreditamento che valorizzi le forme di buon welfare, di buona bilateralità, perché abbiamo tanti percorsi complicati. Mi spiace che sia fuori il Presidente della Commissione, ma vale altrettanto per il livello nazionale. Noi abbiamo un sistema di accreditamento sul tema della bilateralità legata a salute e sicurezza, che finalmente parte dopo tanti anni, perché anche là RLST inventati, insomma abbiamo avuto anche nel nostro territorio delle problematiche. Io credo che i percorsi contrattuali sottoscritti delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sia sindacali che datoriali, vanno premiate. E quindi, siccome il percorso di Veneto Welfare, con le caratteristiche dell'accreditamento, cioè quali caratteristiche deve avere il soggetto, ha tentato di fare questo percorso, e io spero che nel futuro si apra e sia un percorso che gli enti bilaterali di tutti i settori vedano come un sistema che possa dare a loro
riconoscibilità da parte di tutti, quindi io lo vedo in maniera positiva. Poi sulla legge ci sono, sapete, insomma non devo riprenderlo, io ho alcune perplessità e penso sarebbe utile fare alcune modifiche in alcuni ambiti, però questo non toglie che il sistema di accreditamento porta un beneficio oggettivamente al sistema della bilateralità e che deve, dal mio punto di vista, anche nel lavoro che farà nei prossimi mesi Veneto Welfare, trovare una maggiore pubblicizzazione e in qualche modo anche allargamento ad altri ambiti. Una battuta però, siccome sono stata provocata, mi avete provocato, sui fringe benefit, non posso non dire che oggi i lavoratori hanno bisogno di salario. Noi 3 veniamo da una importante manifestazione fatta sabato, il tema del salario è un tema fondamentale, non possiamo scambiarlo con buoni Amazon, lo dico col nome e cognome, prima non l'aveva detto ma l'avevamo capito. È un'altra cosa, quindi un conto che ci siano dei percorsi aggiuntivi, un conto che ci sia invece una sostituzione. L'ultima cosa, l'attenzione a cosa viene detassato, il tema della valenza sociale di quello che viene detassato è il punto fondamentale, perché altrimenti anche qua se no confondiamo i piani. Quindi dal mio punto di vista questi sono gli aspetti che volevo sottolineare. Spero di essere stata nei tempi. Assolutamente, grazie. Anche... Passerei adesso la parola a Riccardo Camporese, rappresentanza CISL. Allora, innanzitutto un saluto da parte del segretario generale Gianfranco Refosco, che oggi non è potuto essere qui con noi. Ma la prima battuta che mi viene da fare è che mischiare fringe benefit, welfare e salario è una cosa che non sa da fare. Sono temi che hanno tutti quanti una loro dignità, non voglio dare nessun tipo di giudizio morale o etico rispetto a l'una o altra cosa, ma sono temi che hanno natura e percorsi diversi, altrimenti facciamo confusione. E facciamo confusione su un nervo estremamente delicato, che è quello del rapporto tra le parti sociali per la definizione attraverso percorsi negoziali di dove vanno incanalate le risorse che si producono attraverso il lavoro. Perché attraverso il lavoro vengono prodotte quelle risorse che noi destiniamo alla bilateralità e al welfare. Sono pezzi di lavoro messo assieme tra impresa, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, lavoratori e lavoratrici, che danno un senso a quello di cui oggi noi stiamo tentando di misurare anche in termini di qualità. Perché il welfare non è qualità in sé. Il welfare è qualità quando produce effetti benefici per il territorio, per le persone, e ha ricadute sociali che alzino il livello di benessere di tutto quel territorio. E allora questo non vuol dire assolutamente negare la necessità, la possibilità, la bontà della contrattazione, quindi del welfare aziendale, che nella nostra regione è molto più presente che in altre regioni. Io cito un dato che non è quello di ADAPT o di Massagli o di altri, ma è un dato nostro. Noi abbiamo un osservatorio piccolino, si chiama Oxel, e dentro questo osservatorio carichiamo migliaia e migliaia di contratti aziendali, territoriali. Nel Veneto sono circa 1212 contratti caricati nell'ultimo triennio. Di questi 1212, 498 hanno contrattazione che parla di welfare. Quella è contrattazione aziendale in cui le parti hanno deciso dove andare a destinare le risorse e come, e hanno condiviso un percorso. Credo che non dappertutto sia così e non sempre sia così. Non apro e non voglio aprire nessuna polemica, ma tutto quello che è stato fatto in 35 anni di bilateralità passa
e parlo della bilateralità che parte dal commercio, così parto, è un genio, da Gattolin, che va a finire all'edilizia, che in mezzo passa per gli artigiani, c'è il turismo e tutto quanto il resto in mezzo, anche l'agricoltura e gli alimentaristi. Cioè tutto questo è stato prodotto in 35 anni di contrattazione, è dentro i contratti aziendali, è dentro i contratti nazionali e ha un ribaltamento sul territorio per quanto riguarda il Veneto, e cito solamente una fonte che è quella di EBA, di 35 milioni di euro. Altra questione sono le regole, concordo con Faioli, col professor Faioli, ma come dire, ci conosciamo da un po' di anni, da quando io ero piccolo, lui era piccolo, e quindi le cose fatte all'interno di alcuni settori e ambienti hanno poi avuto anche una risonanza non così immediata, ma uno sviluppo che certamente ci ha consentito di avere questo tipo di welfare, e vado a chiudere, ma noi abbiamo bisogno di avere regole certe per dire cos'è buono welfare e cos'è cattivo welfare, cos'è buona bilateralità e cos'è cattiva bilateralità. La sgrezzo così, perché una bilateralità che acquisisce 100 e riversa 10 è un'altra cosa. Gratteri la definirebbe in un'altra maniera, io non sono Gratteri, quindi non dico niente. Una bilateralità che acquisisce 100 e riversa 80, 90, è una bilateralità, come dire, virtuosa. E allora noi dobbiamo aiutare e sostenere anche attraverso una legislazione che consenta agli amministratori di essere un po' più tranquilli, perché è vero, le questioni sono queste. Il sistema di accreditamento di Veneto Welfare è un sistema virtuoso che va rafforzato attraverso anche linee guida, non dobbiamo per forza aspettare che vi siano indicazioni dal punto di vista nazionale o legislative nazionali, possiamo rafforzarlo attraverso un confronto a un tavolo. Ce l'abbiamo il tavolo, si chiama il tavolo del welfare, è costituito, abbiamo chiesto di riconvocarlo rapidamente perché abbiamo bisogno di sostenere le iniziative anche per quanto riguarda il confronto con la giunta regionale, perché il percorso è quello di alzare il livello di qualità e alzare il livello di prestazioni. Grazie Riccardo. Parola a Roberto Toigo, segretario generale UIL Veneto. Anche da parte mia un buongiorno. Allora cercherò di non ricalcare, pur condividendo quello che hanno detto i miei colleghi, ma provare a dire qualcosa che non è stato toccato. Dunque quelle due affermazioni che hanno fatto loro su quello che riguarda il nostro sistema del Veneto e così via, da parte mia sono del tutto accettate. Ma intanto ringrazio perché questa iniziativa, c'è Tiziano ma anche tutto il suo staff, perché la parola d'ordine è creare la cultura della bilateralità e credo che questa sia importante. Qui purtroppo ci sono tanti addetti ai lavori, ma credo che ognuno di noi abbia il proprio compito poi di farsi un esame di quello che è successo oggi e capire se siamo sulla strada giusta o c'è qualcosa da modificare. Ed è tutto evidente che il Veneto parte da un percorso di tanti anni di bilateralità. Una bilateralità dove non c'è il professor Massagli qui, almeno non lo vedo, forse è uscito, eccolo lì, che era partita per dare qualcosa in più. Per quale cosa in più ai lavoratori di questa regione. Col tempo quel qualcosa in più è andato a sottigliarsi, perché è andato a compensare quel qualcosa che non c'è più. Ecco, questa è, lei ha detto, sarebbe un errore ragionare così, perché vuol dire che se parti da questa analisi che il welfare che stiamo dando è per andare a coprire quello che non c'è, sbagli tutto per arrivare alla fine degli ultimi 5 anni di quello che è capitato. Ma voglio dire che sui due temi principali, dove si parla di previdenza e assistenza, è del tutto evidente che la previdenza complementare è nata nel momento in cui è stata fatta la riforma del sistema pensionistico. Punto. Dunque quel lavoratore e quella lavoratrice ha la necessità di mettere quelle risorse e non solo quelle risorse per compensare quello che il sistema pubblico non dà più. E non è detto che la somma delle due cose, come diceva Totò, faccia il totale. C'è un rischio che non si arrivi a quello. Perché come diceva giustamente l'assessore all'inizio,
che siamo passati dal 35 al 41% di persone che si iscrivono alla previdenza complementare, non è sufficiente questo il dato, perché bisogna guardare quanto versano queste persone alla previdenza complementare. E ricordo a tutti, a tanti, non solo gli addetti ai lavori, che per avere 500 euro di pensione integrativa alla fine del lavoro bisogna aver versato un montante di 200.000 euro nel fondo pensione. E questa è la domanda che mi faccio: ma noi stiamo facendo un lavoro giusto dicendo bisogna iscriversi alla previdenza complementare, che è giusto farlo, o bisogna andare oltre nel dire guarda che se non arriviamo a questa cifra tu domani sarai più povero di quello che puoi immaginare? Però la previdenza complementare, dunque cerco di andare veloce nei 7 minuti, è regolamentata, c'è una regolamentazione della previdenza complementare, c'è come viene versata, come non viene fatta, quali sono le percentuali, è regolamentata molto dai contratti nazionali, le percentuali, quando i contratti nazionali sono più bravi riescono a fare percentuali maggiori, eccetera. Poi c'è l'altro pezzo importante che è l'assistenza sanitaria, che non è regolamentata. L'assistenza sanitaria ha un punto che è regolamentato, la quantità di risorse col decreto cosiddetto Sacconi, nella quale devono essere utilizzate per discorso dentistico, eccetera. Poi il resto, che Dio ce la mandi buona. Io ho fatto un'esperienza molto importante su questo, una con i colleghi che sono lì di San Inveneto, che ringrazio, che hanno avuto la capacità di andare avanti nel gestire le risorse da soli e non affidandosi a assicurazioni nella gestione di farlo. Dunque è stato un passaggio forte che è un esempio. Ma ho anche avuto l'opportunità di costruire un fondo sanitario, forse uno tra i più grossi d'Europa, che ha fatto vedere tutte le sue mancanze nel tempo, che è Metasalute, che è il fondo dei metalmeccanici, dove hai 1,5 milioni di persone, dove ti affidi a sistemi e alla fine quel benedetto sistema assicurativo ha perso 40 milioni di euro l'assicurazione che ha gestito questo. Adesso si va alla gara e là c'era un utilizzo del 130% rispetto ai versamenti. Noi sappiamo che stai dentro sull'80, oltre l'80, e sotto è sbagliato, ma sopra è sbagliato perché non regge. Ma cosa è capitato? E vado a chiudere. Che lì il sistema sanitario nazionale è andato in deficit e praticamente il sistema bilaterale dell'assistenza sanitaria è stata la compensazione. E la compensazione che ha fatto saltare per aria tutto, perché tutte le visite mediche, tutto passava tutto di là, perché era più semplice, più facile. E poi gli abusi sono una cosa normale, eccetera. Torno e chiudo. Io credo che una cosa importante della bilateralità, e anche qua vale il discorso dell'accreditamento, eccetera, ma il sistema sanitario, per esempio, sia a livello regionale. La dico perché ogni regione ha la sua fattispecie, ha le sue necessità. Quando si parla per esempio di previdenza, i sistemi di previdenza sotto il profilo della sanitario, prevenzione, non previdenza, scusate il gioco di parole. Noi scopriamo che la sanità del Veneto fa già dei pacchetti. Noi avevamo un fondo nazionale che prevedeva dei pacchetti che erano gli stessi pacchetti che aveva per esempio questa regione. Dunque, mettendo a livello regionale i sistemi sarebbe, secondo il mio punto di vista, la soluzione. Ma la soluzione bisogna, e poi chiudo, noi qua è tanto artigianato dentro il sistema. È tanto artigianato, l'industria non è tanto toccata da questi sistemi, l'industria sta facendo un po' di welfare aziendale che è un po' di distribuzione di risorse, cercando di far star meglio anche i lavoratori, spendere un po' meno e non perderli, però non c'è questa regolamentazione di bilateralità che il Veneto potrebbe fare quel passetto in più, perché parliamo sempre di diseguaglianze e voi adesso sta a fare il tutologo di turno, ma lavorare in un'azienda, lavorare in un'altra è anche la fortuna di esserci capitati. È un'azienda dove ti dà benefit, ti dà la possibilità di spendere 3.000 euro per una cosa e per l'altra, e l'altro lavoratore che fa la stessa cosa dall'altra parte, che non ha nulla, dunque temo che ci sia necessità di avere un filo conduttore e poi chi può dare qualcosa di più, dia qualcosa di più. Ma ormai siamo nella fase che chi ha tutto
e chi ha tanto e chi ha poco. Spero di non essere stato lungo, ma i temi che volevo toccare erano questi due. Grazie. Grazie Roberto. Tra l'altro l'industria in Veneto ha fatto Solidarietà Veneto, quindi ha aperto insomma una strada di questo tipo. Nel dare la parola ai due presidenti delle organizzazioni artigiane volevo ringraziare anche la presenza di Vendemiano Sartor, che è presidente dell'ente bilaterale nazionale dell'artigianato, ovviamente sapendo profonda storia veneta e avendola vissuta è elemento di coordinamento essenziale. Prego Roberto Boschetto. Grazie Luca, buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia per l'opportunità di essere oggi su questo incontro che poi dura anche 3 giorni se non sbaglio, ma che soprattutto pone questo tema al centro di un'esigenza secondo me oggi come oggi. Io rappresento piccole e medie imprese artigiane. Nella cultura nostra di artigiani, nostra veneta, è una cultura chiusa a volte, dove il rapporto con i nostri collaboratori è amore e odio, dove questo conflitto ci porta spesso a condividere piuttosto che hanno questa opportunità. Ma io mi sono accorto che negli ultimi anni tutto questo è cambiato moltissimo, non poco, moltissimo. Le esigenze sono cambiate da parte nostra e sono cambiate anche da parte dei dipendenti. È vero, noi come Veneto siamo fortunati tra virgolette perché abbiamo EBAV 1988, non è poco, Edilcassa, Sani in Veneto, Solidarietà Veneto, opportunità importanti e grandi perché sono gestite da noi. Quindi noi da buoni veneti ce le gestiamo, siamo orgogliosi e come veniva anche ben detto, sono fatte veramente bene. Ma io penso che dobbiamo, e quindi i 3 giorni dovranno servire a tutti noi per vedere come migliorarle. Io mi accorgo che oggi come oggi l'importanza di avere i nostri collaboratori è diventata essenziale. Quindi trattenere il dipendente viene legato anche al welfare, alla bilateralità. Quindi ben venga questo tema, ben venga quello che già è stato fatto dai nostri predecessori, ma penso soprattutto a quello che dovrà essere il domani. Abbiamo i dipendenti che vogliono andare a casa presto a lavorare perché hanno le esigenze di famiglia piuttosto che le esigenze sportive. Me papà, se lavorava fino alle 7 di sera, sabato compreso. Io vengo per cambio generazionale, l'ho detto anche in dialetto perché era così dalle nostre parti. Adesso è completamente diverso, mi accorgo che soprattutto i giovani mi chiedono l'orario. Prima quasi dello stipendio. L'orario qual è? Preferiscono fare la mezz'ora di pausa perché hanno impegni, loro ti dicono. Ecco, tutte queste cose all'inizio io mi sono trovato per esperienza un po' in contrasto, venivo da una cultura di mio padre e ho detto sti qua non voglio lavorare. Ecco, piano piano invece mi sono accorto che nel momento in cui soddisfavo i miei ragazzi, i miei dipendenti, i miei collaboratori, ecco, io tenevo di più e alla sera si andava a casa tutti soddisfatti. A volte c'erano anche meno litigi, cioè nel senso che c'era un clima molto migliore. Ecco, al di là di quello che è stato detto oggi, ma soprattutto dai miei colleghi prima, io non vorrei ripetere tutte quelle che sono le esigenze e quello che è stato fatto di veramente buono. Abbiamo la legge 15, veniva detto contrasto alla povertà, piuttosto che la buona occupazione, sono tutte cose che aiutano ma che comunque partono da una fondamenta che ne siamo veramente convinti tutti che dobbiamo andare su questa strada, percorrere questa strada e che dobbiamo soprattutto aiutarci, parte datoriale e parte sindacale, affinché questa strada la si percorra insieme per i benefici che nascono dalle esigenze di adesso. Ultima cosa
che me l'ero così nei miei appunti segnata, veniva ben detta dal professor Missagli, che conosco bene e apprezzo perché ha aiutato in alcuni convegni noi artigiani già da tempo a riflettere su questo tema, che quello che chiediamo da tempo al governo è di accogliere le nostre richieste di detassare e decontribuire le prestazioni di welfare operate dalla bilateralità piuttosto che dal resto. Ecco, io penso che questo il nuovo governo ne debba veramente tener conto. Mi accorgo, o perlomeno il settore nostro, che sta già viaggiando in un ascolto delle nostre esigenze e quindi del nostro essere, nel caso nostro, piccoli imprenditori. Ecco, seguiteci, dateci una mano, perché, come si dice, una mano lava l'altra e due saranno meglio. Chiudo con questa semplice frase, ma che comunque serve solamente per darci una mano, perché abbiamo bisogno tutti insieme di migliorarci la vita, perché si può ed è una cosa normale e ci siamo già nella buona strada. Grazie a tutti. Grazie Presidente Boschetto. Adesso ascoltiamo Moreno De Col, Presidente del CNA Veneto. Prego. Sì, buongiorno, un saluto anche da parte mia, da parte della CNA. È già stato detto tutto sostanzialmente, quindi alla fine si va un po' a ripetere i concetti già espressi che condivido sostanzialmente nella loro interezza. CNA rappresenta micro, piccole imprese come Confartigianato, e quindi le problematiche che ha esposto l'amico Roberto sono quelle che riscontriamo anche noi all'interno delle nostre aziende. Bisogna ribadire, è già stato detto chiaramente anche dai rappresentanti sindacali, il ruolo che ha avuto fino adesso nell'ambito del Veneto, il ruolo che ha avuto la contrattazione, il rapporto tra le parti sociali, che ha costruito un sistema di welfare veramente esemplare, che può essere come posso dire, di stimolo anche per altri territori dell'Italia. Già stato detto, abbiamo l'EBA che funziona benissimo, Sani Veneto, fondo sanitario gestito a livello nostro regionale, partecipiamo a Solidarietà Veneto, abbiamo tutta la bilateralità dell'edilizia, tutte grandezze chiaramente che vanno a favorire, a dare un aiuto in più ai dipendenti delle nostre aziende. Certo è però che ci sono alcuni elementi da considerare che sono assolutamente importanti e sono stati sicuramente ribaditi dagli illustri relatori che hanno esposto i temi principali della questione. Quindi parliamo, è cambiato il rapporto di lavoro, il mondo del lavoro è cambiato e le condizioni che vengono chieste ai dipendenti all'interno delle aziende, anche delle nostre piccole e micro imprese, sono sicuramente cambiati e quindi anche l'azione, la posizione dell'impresa, dell'imprenditore nei confronti dei collaboratori deve essere diverso e a questo punto di vista quello che può fare il welfare è un elemento in più che può quindi incrementare il benessere di chi lavora all'interno delle nostre imprese. È già stato detto che il welfare può avere un ruolo sociale, è importante che abbia un ruolo sociale, cosa che non può avere il benefit dato dal bonus Amazon che è stato citato prima. Ecco, noi riteniamo che il welfare che diamo, che viene data dalla bilateralità Veneto, vada in questi termini e c'è possibilità di incrementare ancora di più questo ruolo affinché il beneficio sia veramente di tipo sociale, territoriale rispetto al singolo dipendente che può usufruirne. È già stato detto, ma lo ribadisco anch'io, è importante valutare la qualità del welfare, la qualità della bilateralità e sicuramente quella che esprimiamo nella nostra regione è di assoluta qualità e non teme confronti con nessuno. Ci sono chiaramente margini, spazi di ulteriore miglioramento. Abbiamo fatto recentemente, o stiamo lavorando,
con l'accreditamento, il rapporto anche con la sanità pubblica, che sarebbe un aspetto assolutamente importante di quella parte di bilateralità di San in Veneto, perché andrebbe a incrementare ulteriormente il rapporto e le prestazioni che quella bilateralità riesce a dare. Nella parte relativa alla previdenza complementare, è già stato detto, i numeri del Veneto sono sicuramente positivi e Solidarietà Veneta, alla quale noi partecipiamo attivamente, va in quella direzione e dobbiamo incrementare sempre di più quel tipo di attenzione nei confronti dei nostri dipendenti, per i nostri dipendenti, affinché possano avere chiaramente, nel momento in cui andranno in pensione, un ristoro economico che altrimenti con le posizioni attuali viene sicuramente molto, molto ridotto. Tornerei sull'ultimo aspetto del quale ha parlato Roberto Boschetto, ovvero il tema che è stato anche al centro del convegno organizzato con l'EBAV nel dicembre scorso, ovvero la defiscalizzazione della bilateralità contrattuale. È un aspetto di assoluta importanza. Anche noi ci siamo dati da fare come associazione di rappresentanza per cercare di portare sui tavoli del decisore politico proposte, emendamenti, iniziative affinché quel passaggio trovasse attuazione. E il professor Massaglia l'ha chiaramente illustrato nella maniera dettagliata. Fino adesso non abbiamo ottenuto il risultato. L'occasione quindi di avere qui il Presidente della Commissione, l'onorevole Rizzetto, è un ulteriore momento di utilità per far presente questa richiesta che arriva dal nostro mondo. Cioè, il trattamento è veramente diseguale, non ha motivo d'essere, perché spesso e volentieri capita che il dipendente rinunci quasi ad avere il benefit perché scatta lo scaglione di reddito e quindi tutto il beneficio che ha va a perderlo perché ha una imposizione fiscale maggiore. E questa è un'assurdità grande come una casa, cioè non sta assolutamente in piedi rispetto a quello che ha il bonus Amazon che è totalmente detassato. Ecco, questo aspetto, buttato lì in maniera molto semplificata, è un elemento sul quale la politica, il governo, chi deve decidere queste cose deve prenderne atto, deve valutarlo e deve portare un risultato che sia misurabile e che sia di effettiva utilità per le nostre imprese, per i nostri dipendenti. Ecco, io non ho altre cose da aggiungere perché andrei a ripetere ulteriormente concetti già ampiamente illustrati da chi mi ha preceduto in maniera anche molto più completa e efficace di quello che potrei fare io. Dico che noi come associazione di rappresentanza crediamo molto nella bilateralità, nel ruolo della contrattazione, nel rapporto tra le parti sociali. Abbiamo cercato in questi anni, io è poco che sono presidente, però so che le stesse cose sono state fatte da chi mi ha preceduto, abbiamo cercato continuamente un rapporto di positività con le rappresentanze sindacali per ottenere risultati migliori in questo mondo che riteniamo determinante, il mondo della bilateralità, per rendere anche più appetibile il lavoro nelle nostre piccole imprese, perché purtroppo riscontriamo la concorrenza con le grandi imprese, sono state citate prima ad esempio la Luxottica, io vengo da Belluno, conosco bene quella realtà e chiaramente si pone in contrapposizione, in contrasto rispetto a quello che noi riusciamo a dare. Spesso i benefit della bilateralità non sono nemmeno conosciuti, ogni occasione che per me è stata possibile, ho cercato di ribadire questo elemento, anche recentemente alla presentazione dei maestri artigiani che abbiamo istituito da poco a livello regionale con la Regione Veneto, è un elemento da valorizzare e da spingere ancora di più perché subentra il benessere dei dipendenti ma anche delle imprese che hanno un rapporto migliore con i propri collaboratori. Grazie. Grazie Presidente De Col. Avremmo invertito gli ultimi due interventi, ho proposto ai relatori prima inserendo Roberto Sartore con Professioni che è una bilateralità giovane e quindi entra nel panorama per dare poi
l'ultimo intervento, commercio, che è una corazzata del settore. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il dottor Barone dell'opportunità che ci ha dato, perché effettivamente la nostra è una bilateralità leggermente diversa, anche se non proprio giovane, perché in realtà poi dirò partiamo anche noi abbastanza da lontano. E partirei dal secondo input, perché effettivamente noi abbiamo una bilateralità, seppur attiva anche nel Veneto, però è centralizzata, ma nelle more del decreto direttoriale ci sono delle sfumature che ci consentiranno a breve di poter partecipare direttamente anche al Welfare Veneto. In protesi, però, mi risulta doveroso evidenziare la peculiarità del mondo professionale in materia di welfare e di welfare integrato. Infatti, proprio intervenendo in materia de quo, si evidenziano 3 specifici aspetti dei professionisti. Il primo si esplica nella prassi applicativa che abbiamo visto finora del contratto collettivo, che ovviamente è stato siglato con la Triplice, e quindi ritengo che sia virtuoso questo. Il secondo aspetto invece riguarda ed è strettamente legato alla possibilità gestionale e promozionale insito nella funzione dei professionisti, in quanto è legato all'assistenza diretta che abbiamo con le aziende. Quindi il nostro ovviamente è un aspetto tecnico, ma che porta sì che i contributi poi vengano versati effettivamente dalle aziende agli enti, ma soprattutto anche ci viene richiesto molte volte di intervenire per fare promozione per la partecipazione e l'iscrizione delle aziende alla bilateralità, e questo ovviamente è un aspetto che ci coinvolge e che facciamo volentieri. Il terzo aspetto invece riguarda l'attività diretta dei professionisti, i quali nell'esercizio di varie convenzioni pongono materialmente in essere le prestazioni, cioè pensiamo ai nostri odontoiatri, pensiamo ai psicologi, tanto che adesso vanno di moda in questo momento. Effettivamente poi sono quelli che erogano proprio direttamente queste prestazioni, quindi questo è un mondo, come dicevo, un po' diverso. Poi ovviamente abbiamo anche noi gli aspetti normali della bilateralità, e qui mi piace far notare che la Cadiprof, la nostra espressione dell'assistenza sanitaria, è stata la prima che nel 2005 ha proprio dato il via a questa strada di intervento sanitario, che poi è stata subito applicata da Fondo Est e poi da Sanarti e Sani Veneto, però siamo stati proprio i primi che contrattualmente siamo arrivati a questa integrazione. Poi tra l'altro, rimanendo sempre nell'aspetto della Cadiprof, proprio per stare in quell'aspetto pubblico-privato, già da anni la nostra Cadiprof ha fatto delle convenzioni e partecipa sinergicamente con l'ASL Vicentina e con l'ASL Veronese, quindi abbiamo anche questo aspetto collaborativo. La nostra EBIPRO ovviamente ha anche qui il doppio aspetto, interviene sia con i lavoratori ma anche con i professionisti, che lavoratori sono anche loro comunque, e quindi interviene anche in aspetti di questo tipo. L'altra caratteristica, e parlo dei numeri qui del Veneto, abbiamo circa 10.000 datori di lavoro iscritti e 32.000 dipendenti. Quello che mi piace far notare però, di questi 32.000 dipendenti e più, 27.600 sono donne. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che generalmente le nostre collaboratrici sfruttano molto di più l'aspetto dell'intervento del welfare, e quindi qui mi ricollego a quanto è stato detto da parte sindacale prima. Effettivamente nel momento in cui noi eroghiamo dei contributi per gli asili nido, uso un esempio qualsiasi, quello è denaro contanti in effetti, cioè ha una forma diversa, ma interviene anche nel risparmio salariale della dipendente. Quindi
questi aspetti di intervento della bilateralità ovviamente molte volte sono proprio, e per questo ho detto virtuosi prima, perché effettivamente comportano un intervento proprio nell'aspetto diciamo monetario, e quindi realizzano interventi che poi alla fine fanno quadrare anche tutto l'aspetto familiare. Ultima cosa che su cui desideravo intervenire, lo hanno detto già chi mi ha preceduto, è effettivamente quanto indicato da Massagli, cioè ci preoccupa molto, e qui ci dovrebbe essere effettivamente una modifica dell'articolo 51, secondo comma e terzo comma, perché bene o male abbiamo il sentore, ovviamente noi da tecnici lo percepiamo ancor più, di interventi dell'Agenzia delle Entrate che mirano a far sì che ci siano degli aspetti fiscali anche negli interventi della bilateralità, e questo ci preoccupa non poco. E qui termino e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per aver aperto una finestra su un mondo che conosciamo leggermente meno, ma che dimostra l'articolazione estremamente importante, diciamo, del catalogo della bilateralità anche nella nostra regione, nel mondo professionale. Concludiamo allora col Presidente Eugenio Gattolin, che è Presidente regionale della Confcommercio, che ovviamente rappresenta dei settori che hanno dal punto di vista imprenditoriale e occupazionale una dinamicità e una consistenza fondamentali su un tema bilateralità che diventa anche per governare questo cambiamento sempre più importante. Prego Presidente. Carico ulteriore all'onorevole Rizzetto, che ormai sia stato il più richiamato oggi, rispetto al suo compito di tentare di disinnescare veramente questa competizione tra welfare aziendale e welfare contrattuale. È un'anomalia, come italiani eravamo la culla del diritto, forse andiamo verso la denatalità anche nel diritto, perché riusciamo a complicare le cose semplici con normative che sono contraddittorie tra di loro. Questo non per penalizzare, anzi, il sistema welfare aziendale, ma per dare valore realmente anche a quello negoziale, che rischia di essere penalizzato eccessivamente. E per cui questo è un intervento normativo anche molto semplice, l'ha spiegato bene Massagli, potrebbe essere fatto anche in tempi brevi e poter valorizzare anche le economie territoriali in questo modo. L'obiettivo, intanto come sistema Confcommercio noi abbiamo una contrattazione nazionale che si sta svolgendo in questi giorni, ieri ero a Roma, dopodomani anche, speriamo di riuscire a concludere in maniera positiva anche in tempi brevi, e dal contratto nazionale nascono molti importanti fondi a carattere nazionale nel settore sanitario, previdenziale, qualcuno anche un po' grossetto come Nasarco che ha qualche miliardo di gestione del sistema pensionistico, altri più limitati ma che cercano di coprire gli ambiti che riguardano previdenza e sanità. Poi con un approccio molto locale che è tipico del sistema Confcommercio sono nati tutti gli enti bilaterali in tutte le nostre province, sia del commercio, e commercio inteso come terziario, non solo commercio in senso stretto, ma riguarda anche le imprese proprio del terziario, e gli enti bilaterali del turismo che fanno riferimento chiaramente a un altro contratto, anche se lavorano in maniera integrata, pur avendo un modello contributivo un po' diverso, ma con una logica di mutualità all'interno per poter beneficiare, far sì che si riesca a dare di più a chi ha meno con meno. Questa è un po' la logica con cui si opera. È meno conosciuto, salvo che non nei territori, il sistema bilaterale nostro, proprio per questa parcellizzazione, che non vuol dire che siano tutti enti piccoli, anzi sono molto consistenti e svolgono un'attività molto importante con
montante di parecchi milioni di euro, insomma, gestiti nel territorio, con la logica di riuscire a intervenire privilegiando soprattutto anche i fornitori locali. E i fornitori intendo anche gli operatori, le organizzazioni sociali del territorio, in modo da poter far sì che le risorse abbiano una ricaduta diretta nel territorio e siano anche controllate, siano viste anche nella loro qualità, nella loro bontà, nell'utilizzo da parte di chi gestisce questi enti. Un aspetto importante che stiamo cercando di sviluppare anche per quanto riguarda le grandi imprese è quello di utilizzare una piattaforma che non è stata citata, io mi permetto, faccio pubblicità Progresso, non è nostra, ma la piattaforma Tre Cuori, che è l'unica, adesso anche altre stanno orientandosi, che cercano di mettere insieme gli operatori locali per far sì che siano questi i veri fornitori su cui far ricadere anche i redditi che vengono messi a disposizione, le risorse messe a disposizione anche delle grandi imprese. Abbiamo fatto parecchi incontri anche con nostre grandi imprese, i quali hanno scelto questa piattaforma proprio per poter legare le risorse al territorio e avere un beneficio che si moltiplichi e svolgere una funzione educativa anche rispetto alle piccole e medie imprese che a volte conoscono poco la bilateralità e su cui per noi è molto importante anche avere l'aggancio con le grandi imprese, traducendo queste opportunità nel sistema delle piccole e medie imprese. Le sfide dell'inverno demografico, quel inferno terribile usato, richiedono chiaramente un adeguamento anche degli strumenti, dei servizi che possono essere messi a disposizione della bilateralità, perché abbiamo sfide importanti sui temi che riguardano la conciliazione vita-lavoro, sul mondo femminile e maschile, che gestiscono, per cui la gestione delle famiglie, le opportunità per poter favorire alle famiglie di poter avere figli e viverli anche in maniera corretta senza dover avere grosse problematiche dal punto di vista economico, organizzativo e gestionale, per cui gli interventi su quest'area e interventi nelle piccole e medie imprese su creare anche nuovi modelli di business per favorire anche la conciliazione reale, organizzativa dei tempi di vita e lavoro, e dall'altra promuovere di più una consapevolezza nel mondo giovanile nel poter darsi tutela rispetto a quelle che sono le nuove esigenze rivolte a loro, ma anche rivolte alla popolazione anziana, che dovremmo sempre più seguire e che attrarrà sempre più risorse pubbliche, ma che non saranno molto spesso sufficienti, e dove poter integrare in misura minimale, magari attraverso il sistema di welfare. È chiaro che è un sistema che integra, che cerca di definire a livello locale, questo nostro modello, quelle che sono le nuove esigenze, le tipologie dei lavoratori, quali sono le modalità con cui rendere più efficace l'azione che venga svolta nel territorio. E il compito, secondo noi, di Veneto Welfare può essere questo, di aiutarci a promuovere il sistema della bilateralità, aiutarci a creare cultura nel sistema delle imprese, favorire anche lo scambio di buone pratiche e essere un po' facilitatore anche rispetto alle diverse tipologie di operatori economici del territorio e sociali e che possono essere i fornitori del nostro sistema. Penso sia estremamente importante creare veramente una cultura interna mutualistica nel nostro sistema delle piccole e medie imprese, e se aiutate anche nel far capire come con poco riescono anche a incentivare di più i propri operatori, forse riusciremo a dare anche un servizio qualitativo sempre maggiore anche rispetto al modello di gestione della bilateralità di questo nostro territorio. Bene, penso che fosse molto preziosa questa rassegna di punti di vista anche in una logica di sviluppo, di cambiamento, di miglioramento del sistema bilaterale veneto, e quindi passo volentieri il testimone al direttore Tiziano Barone, che ci condurrà verso le conclusioni. Grazie Luca. Io inviterei intanto sul palco l'onorevole Walter Rizzetto per le conclusioni
io credo che almeno 3 siano gli elementi interessanti su cui oggi abbiamo dialogato. Il tema della fiscalità agevolata per tutte le forme di welfare aziendale e contrattuale che hanno a che fare con servizi sociali. Il tema delle linee guida sul welfare aziendale complessivo, contrattuale, per mettere ordine in tutto questo ecosistema. E il terzo elemento è che una funzione di accreditamento è utile proprio per andare a rilevare il buon funzionamento dei servizi bilaterali da una parte e dall'altra la qualità dei servizi di welfare forniti. E da questo punto di vista con questi tre elementi già noi ci riteniamo soddisfatti dal punto di vista del punto di caduta. Onorevole, a lei la chiusura. Oddio, sì, grazie. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Allora, vedete, siete stati e siete degli ospiti molto importanti per quanto mi riguarda. Nel senso che solitamente, ma non voglio autocelebrarmi, cosa che non faccio mai e non voglio neanche iniziare oggi, assolutamente, anzi, solitamente la politica, diciamo, parliamo in generale della politica per un attimo, la politica arriva, fa l'intervento finale, prende, stringe qualche mano e se ne va. Io stamattina ho voluto essere qui dall'inizio perché ho voluto più che parlare alla fine cercare di ascoltare quello che effettivamente voi avevate da dire alla politica e avrete da dire e avete da dire alla politica. Scusate, sono dovuto uscire un paio di volte, ma tra l'altro apro e chiudo parentesi, ne parlavo prima con il professor Faioli, sono anche relatore del decreto legge sulla pubblica amministrazione. Vi posso garantire che ad un certo punto ti si incrociano gli occhi quando inizi ad arrivare alla 30ª, 40ª pagina, per cui le pubbliche amministrazioni sono un tema di fondamentale importanza e anche, devo dire, sotto alcuni punti di vista molto trasversale rispetto ad alcuni temi che abbiamo toccato oggi. Parto, veramente vi ruberò pochi minuti, parto da una frase che ho sentito perché mi sembra molto indicativa. E questa frase diceva: mio papà lavorava fino alle 7 di sera, sabato compreso. Questo tradisce tra l'altro anche le mie origini venete, nel senso che io abito a Udine, ma sono originario, come un altro mio compaesano oggi qui sa, dell'ultimo comune dell'est del veneziano che si chiama Taglio Veneto, quindi sono di origini venete e mi fa molto piacere essere qui oggi. Sì. Per far capire quanto rispetto a questa frase, che può sembrare banale ma non lo è, noi dobbiamo, come ricordava il professor Massagli prima, e mi sono preso molti appunti, devo dire, dobbiamo riconoscere quanto sta accadendo, diceva Massagli poc'anzi. Oggi noi, secondo me, dobbiamo, e la politica in questo caso e le parti sociali debbono riconoscere come effettivamente il lavoro è completamente cambiato. I rapporti all'interno di un rapporto di lavoro sono completamente cambiati e, aggiungo, cambieranno in modo radicale, drastico e sempre più repentino dopo una drammatica pandemia che è stata un acceleratore di cambiamenti sotto questo punto di vista. Voi qui in Veneto, non soltanto in Veneto, ma voi qui in Veneto, ve ne rendete conto quotidianamente di quanto effettivamente il lavoro è cambiato e di quanto cambierà molto più repentinamente rispetto a quanto cambiava sino a 7, 8, 10 anni fa. Cambierà come? Cambierà rispetto al welfare, cambierà rispetto al lavoro agile, ne abbiamo parlato prima c'era qualcuno che citava lo smart working, il lavoro agile, in una nazione dove sino a 3 anni fa parlavamo ancora di telelavoro, non di smart working, parlavamo ancora di un qualcosa che ha 30 anni di vita, ovvero parlavamo di una remotizzazione del posto di lavoro. È come mettere un computer ad un dipendente in ufficio e prendere lo stesso computer e metterglielo a casa.
non è smart working, non è lavoro agile, è forse un'applicazione primitiva del telelavoro. Quando qualcuno di voi ha giustamente parlato di quella che è la conciliazione vita-lavoro, tema di fondamentale importanza e su cui voi, rispetto al tema in capitolo, siete tra i principali attori del cambiamento in termini di conciliazione vita-lavoro. E se oggi la politica non si rende conto e segue questi percorsi, conciliazione vita-lavoro, orario di lavoro, molto probabilmente mio figlio che oggi ha 18 anni, fra 10 anni non lavorerà neanche più con orari di lavoro, ma lavorerà rispetto al fatto che dovrà raggiungere degli obiettivi con più o meno orari di lavoro. Ecco, penso che effettivamente non renda un grande servizio al nostro Paese. Noi ce la stiamo mettendo, anche qui al netto delle bandiere, al netto dei governi che si vanno a susseguire negli anni. Se non ci rendiamo conto che oggi, ad esempio, rispetto a bilateralità, c'è anche e ci sono anche dei temi in termini di crescita aziendale, rispetto al fatto che oggi una persona che entra nel mercato del lavoro, una tra le prime cose che chiede oggi giustamente è anche quale sarà l'opportunità di carriera all'interno del mio posto di lavoro o della mia azienda, ecco, forse la politica non rende un buon servizio al Paese, lo rinnovo, ci stiamo provando. Il cambio, anche qui se volete con una battuta, ma neanche tanto, rispetto a come è cambiato il mondo del lavoro è, lo ricordavo ad un convegno, ad un meeting qualche giorno fa, è esattamente il cambio rispetto al fatto che sino a 20-30 anni fa colui che andava in cerca di un posto di lavoro andava a fare un colloquio di lavoro e il datore di lavoro, colui che offriva un posto, diceva le farò sapere. Oggi succede il contrario, oggi succede che è il candidato che dice al datore di lavoro o potenziale datore di lavoro le farò sapere. Ed è un cambio, vedete, completamente radicale sulla base di quello che abbiamo detto prima e di quello che avete detto voi oggi fondamentalmente, perché il substrato di quello che oggi è stato definito in modo eccellente, devo dire, è proprio questo. Il mondo del lavoro cambia, noi dobbiamo essere conseguenti a questo tipo di cambio, sfruttando tra l'altro le occasioni. Nel tavolo che prima, di cui facevano parte prima Santoni, Massagli, il professor Faioli, il professor Massagli, si parlava ad esempio di buone pratiche e mentre parlavate di buone pratiche, io che tecnicamente ancora per qualche anno della mia vita farò politica e oggi ricopro il ruolo da Presidente di Commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera dei Deputati, stavo pensando ad un'altra cosa, ovvero stavo pensando a quanto ci avete detto, ma stavo pensando a quanto, tra l'altro, per la politica è difficile armonizzare un modello che può essere virtuoso come il modello veneto dappertutto. Perché se noi oggi qui abbiamo delle performance che rispetto a quanto dicevate prima sono quasi portate all'eccellenza, possiamo dire che questo tipo di performance in termini di bilateralità possono essere conseguenti in tutte le regioni d'Italia senza scomodare il titolo quinto, senza scomodare... No, non lo è e non lo saranno probabilmente per i prossimi anni perché ci sono dei gap molto profondi da colmare. Ci sono dei gap molto profondi, molto banalmente rispetto ad alcuni ambiti, ad esempio il nostro Paese su quelle che sono le occasioni di lavoro, il lavoro che cambia, soffre ancora di una cosa su cui io mi sto battendo, una cosa di cui io mi sto battendo in modo feroce negli ultimi tempi, che è il digital divide. Oggi qui in Veneto abbiamo ad esempio anche nei vostri ambiti molto semplicemente una linea internet molto veloce che vi permette di fare delle cose. Se andiamo a 1200 metri sul livello del mare, ecco che non esiste più tutto questo. Il 32% del nostro paese soffre di questo ed è una logica di mercato, e attenzione, non significa che la politica fa o non fa, è meramente e semplicemente una logica di mercato. È un esempio per potervi dire che ad esempio non tutte le regioni non soltanto non sono partite dalla stessa linea di partenza, ma molto spesso non riescono ad arrivare neanche alla metà della corsa allineate. Dobbiamo riconsiderare sulle domande che Presidente lei prima mi accennava, dobbiamo riconsiderare quindi le politiche di welfare perché sono cambiate le esigenze. Leggere la realtà significa leggere le grandi sfide. Leggere le grandi sfide significa leggere il calo demografico drammatico, significa leggere
E questo è un tema che secondo me dovremmo sviluppare maggiormente, il progressivo invecchiamento della popolazione rispetto al calo demografico. Dal progressivo invecchiamento della popolazione ci sarà un conseguente aumento della richiesta di servizi e di assistenza sociale. Da una richiesta di assistenza sociale ci sarà una richiesta sempre maggiore di sanità integrativa, al netto del fatto che secondo me il pubblico non deve perdere degli asset di fondamentale importanza. Di qui andare a sottolineare quanto anche tecnicamente, ad esempio, è cambiato il mondo della previdenza. Noi siamo passati, come mi insegnate, da un sistema retributivo misto, ad esempio, a contributivo. Vi faccio una domanda poco provocatoria. Fra qualche anno i giovani che oggi non versano in modo continuativo i contributi, che tipo di pensione? Abbiamo trattato il tema degli esodati e delle salvaguardie qualche tempo fa. Ecco, sotto questo punto di vista, queste persone che tipo di pensione o che tipo di sistema sociale, di che tipo di sistema sociale, in questo caso pensionistico, potranno godere? È un tema di fondamentale importanza, dopo che diciamo tra il 2011 e il 2012 si è cambiato il sistema da retributivo misto a contributivo. E in tutto questo voi ci siete, perché tutto quello che fondamentalmente, dicasi welfare aziendale, prevede quelli che possono essere i danni, sotto molti punti di vista. Prendere tra l'altro atto del nostro fragile sistema pensionistico penso che sia un dovere da parte di tutti. Io con questo non voglio dire che dopo ampie interlocuzioni con INPS o in commissione andrà tutto a gambe per aria, però serve prendere atto che questo sistema è un sistema fragile a cui serve porre dei correttivi. Per porre dei correttivi serve che colui che fa le leggi, colui che norma, non vada, come ricordava prima il professor Faioli, a chiudersi dentro a delle torri, ma serve fondamentalmente che venga qui anche ad ascoltare, anzi soprattutto ad ascoltare queste esperienze. Molto brevemente, io penso che sia stato fatto qualcosa, ne abbiamo accennato, ne avete accennato, rispetto all'ultima legge di stabilità e all'ultimo decreto lavoro. Il governo tende e tenderà a lasciare di più in tasca a qualcuno affinché questo qualcuno vada con questo di più ad essere attratto dalla complementarietà di quello che è un sistema. Questo serve fondamentalmente ed è proprio per questo che, rispondendo alla sua domanda, noi sulla fiscalità agevolata, di conseguenza e a cascata, dobbiamo cercare di lasciare un po' di più a tutti, proprio per investire in, come dicevo prima, in complementarietà. Quanto diceva il dottor Santoni sui fringe benefit e sull'inflazione è corretto, nel senso che sul fringe benefit questo è un passaggio che, come lei sa, è un passaggio diciamo temporaneo, può essere migliorato, certo, ci mancherebbe altro. Ora, di qui ad andare oggi a coprire con azioni normative quello che l'inflazione ci ha fondamentalmente rovesciato addosso, non è soltanto tecnicamente, è economicamente impossibile, ritengo. Anche qui al netto del fatto che possiamo dare un aiuto rispetto all'inflazione, ma che, come voi mi insegnate, perlomeno io la penso così, l'inflazione non è sempre e comunque in modo perpetuo un indice completamente negativo. Nella storia dell'economia ci sono stati dei periodi inflattivi che effettivamente sono stati anche un rilancio. Chi dice che, anzi chi applica il concetto per cui dobbiamo alzare i tassi di interessi rispetto al fatto che dobbiamo abbattere l'inflazione, ricorda, o probabilmente ricorda poco, che ad esempio l'inflazione in alcuni periodi della nostra storia è aumentata anche perché aumentavano gli stipendi, tanto per essere chiari, quindi è un combinato disposto che effettivamente ogni tanto, non sempre, può essere applicato. Necessario rivedere chiaramente il welfare del nostro Paese, importante quanto avete detto, e sono assolutamente d'accordo, farà un'integrazione positiva
fra welfare pubblico e welfare privato è di fondamentale importanza in un concetto, come ricordava l'assessore Donazzan, di sussidiarietà, perché questo è fondamentalmente un modo dare-avere che dà dei grandi benefici. Welfare pubblico sarà sufficiente? Sempre meno, ahimè, perché i costi sono assolutamente elevati, di cui indispensabile sia, secondo me, arrivare a forme pensionistiche complementari e integrative, ma, non ricordo chi lo diceva prima, andando fondamentalmente ad informare. C'era prima chi diceva che serve versare 200.000 euro per avere circa 500 euro di integrazione al mese. Allora sì, è un dato corretto. Secondo me serve comunque, sotto questo punto di vista, formare ed informare le persone che fanno questo tipo di percorso, ovvero la pianificazione previdenziale fatta di insegnamento alla stessa, secondo me è un asset di fondamentale importanza. Welfare aziendale e welfare bilaterale molto spesso, secondo me, soffrono, e non dobbiamo incorrere in questo errore, secondo me soffrono di un preoccupante, qualcuno lo chiamava dualismo normativo, e questo non ha senso alla luce di quello che ci siamo detti oggi. Ho apprezzato molto il passaggio rispetto al fatto che il diritto del lavoro dia spazio al diritto al welfare. Secondo me l'attività parlamentare sotto questo punto di vista può dare una grande mano, soprattutto per aumentare la competitività anche in termini di formazione. Io sono un profondo sostenitore della formazione continua e a tratti obbligatoria. Per questo cito, se posso, una proposta che sta fortunatamente galoppando in Commissione e che io ho presentato, che è quella dell'insegnamento del diritto del lavoro con ampie sfaccettature e del diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro già dalle scuole secondarie. Si parte dalla cultura, ovunque si parte dalla cultura, tutte le civiltà sono partite dalla cultura, tutte le esperienze di un certo tipo partono dal conoscere, dal sapere. Io penso che oggi abbiamo dei giovani che escono dalle scuole secondarie che sono molto bravi a parlare 3-4 lingue, sanno smanettare su un computer molto spesso meglio di un hacker, non conoscono molti diritti rispetto a il proprio lavoro, quello che sarà il proprio lavoro, conoscono ancora meno rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuiamo assieme forme e sviluppiamo il welfare territoriale, perché semplicemente sviluppando il welfare territoriale noi andiamo ad integrarlo positivamente con il welfare pubblico, e se noi andiamo a fare, ad applicare questi tre asset, molto spesso si andrà anche, guarda caso, a migliorare molto banalmente le retribuzioni dei nostri lavoratori. È un percorso assolutamente individuato e poco indotto. La Regione Veneto, lo ricordavo prima, è un esempio molto virtuoso. È un esempio molto virtuoso perché da voi giustamente è consolidata molto la presenza di enti bilaterali e quindi c'è una sovrapposizione virtuosa sotto questo punto di vista. Applicarlo ovunque è un po' più difficile. Bilateralità di fatto significa equilibrio. Bilateralità significa equità e sicurezza. E questo noi dobbiamo fare possibilmente assieme. Chiudo. Sulla fiscalità agevolata siamo assolutamente d'accordo, noi cercheremo di fare dei passi avanti notevoli sotto questo punto di vista, ve lo preannuncio già dalla prossima legge di stabilità. E dobbiamo semplicemente cercare di capire, anche qui molto semplicemente, come andrà la nostra economia, quali e come saranno i prossimi saldi. Però già diciamo al termine dell'estate, all'inizio dell'autunno, la prossima legge di stabilità sarà incentrata molto sotto questo ed altri punti di vista, e nello specifico sulla fiscalità agevolata. È assolutamente evidente che serve dare delle linee guida, come giustamente Presidente lei ricordava prima, per dare dell'ordine a quelli che sono dei processi che vanno gestiti. Altrettanto importante, è vero, è accreditare con una sorta di filiera assolutamente certificata quello che fondamentalmente è utile accreditare. Giustamente lei lo ricordava, secondo me questo è un altro passaggio di fondamentale importanza. Brevemente, salutandovi e ringraziandovi, chiudo. Noi dobbiamo cercare di capire
quale possa essere, attraverso quello che voi rappresentate, una sorta di rete di protezione sociale, perché è sì vero che il welfare aziendale è molto importante, ma ecco, qui sono un po' meno d'accordo, ma oggi il welfare aziendale è spesso applicato e tende a concentrarsi in pancia ad aziende di grandi dimensioni, aziende che possono farlo. Noi dovremmo cercare di applicarlo in settori forti, viene applicato, dovremmo cercare di applicarlo un po', non dico dappertutto, ma quasi dappertutto, anche nelle piccole imprese, andando a salvaguardare inevitabilmente quelli che sono i contesti locali e le esigenze locali, cercando però veramente di amalgamarle e di armonizzarle rispetto a quello che è un sistema paese che fondamentalmente ha bisogno da nord a sud di questo tipo di dinamiche. Per quanto ci riguarda e mi riguarda, la Commissione Lavoro Pubblico e Privato è aperta a queste altre iniziative. A questo punto sarò io ad invitarvi a Roma per dei colloqui. Grazie e buon lavoro. Grazie davvero onorevole Rizzetto, e noi siamo disponibili. Concludo con un paio di ringraziamenti. Innanzitutto tutti gli enti che organizzeranno in questi 3 giorni le manifestazioni, gli incontri, in particolare Solidarietà Veneto per tutti gli sportelli che ha tenuto aperto in questi giorni, e i miei colleghi Luca Romano, Mirko Casteller e Silvia Cavallarin di Veneto Welfare. Grazie, e adesso ci vediamo lì.